pronto per il 48esimo confronto di sempre fra queste due squadre. Il bilancio dice 35 successi di Milano e 12 di Brescia, ma la Germania ha vinto l'anno scorso e quest'anno in casa, e l'anno scorso ha vinto anche il confronto di Coppa Italia nei quarti di finale. Presentiamo gara 1 con la voce dei due allenatori, come facciamo sempre, e allora prima di tutto ci concentriamo sulla sponda Germani Basket Brescia e vediamo come la Germani, dopo lo sweep su Pistoia, entra in questa semifinale e affronta in questa gara 1 le Assetto Emporio Armani, campione d'Italia. E allora siamo quasi pronti per andare ad ascoltare le parole nel pre-partita di coach Alessandro Magro, come l'allenatore di Brescia presenta questa prima gara della serie. Sfidate Milano, sentite che questa serie può essere anche un po' un esame di maturità per tutto quello di buono che avete costruito quest'anno? Sicuramente è una stagione incredibile fino a questo momento. Abbiamo affrontato Pistoia e abbiamo preso sicuramente fiducia da quella serie. Adesso, come tu dici, dobbiamo alzare l'asticella, vedere se il nostro bagaglio che abbiamo costruito, la nostra identità che abbiamo costruito dopo una stagione così lunga può bastare per affrontare in casa loro i campioni in carica. Brescia è l'unica squadra che ha chiuso la serie di quarti di finale con un cappotto, con una media di scarto di più 17 nelle 3 gare con Pistoia, tirando in assoluto con il 48% da oltre l'arco. Questo è il quintetto scelto da coach Magro per gara 1. Amedeo Della Valle, il dominatore della serie con Pistoia, al fianco di Samaj Criston, e poi Nicola Chele, Milo Bilan e Kenny Gabriel a completare i 5 a disposizione del coach della Germani Brescia. Ci spostiamo adesso sulla sponda e Assetto Emporio Armani Milano, 3-1 per l'Olimpia nella serie con Trento. Sentiamo come Messina presenta gara 1 contro Brescia. Coach, affrontate una squadra che ha ritrovato forma e fiducia, l'unica imbattuta in questi playoff. Quali saranno le principali insidie di questa serie? Ovviamente sono una squadra forte, una squadra che difende, una squadra che astazza. Dobbiamo difendere come abbiamo fatto nelle 3 vittorie contro Trento e muovere la palla velocemente come abbiamo fatto in quelle 3 partite. Abbiamo dato, credo, un segnale positivo dopo una prima partita scialba e speriamo di continuare su quella strada. E l'Olimpia è la squadra che ha tirato meglio da 2 punti finora nei playoff, 61,8%. Qua vediamo il quintetto scelto per cominciare gara 1 da Ettore Messina, Shavon Shields al fianco di Shabazz Napier, poi Stefano Tonuta, anche lui schierato nel reparto esterni con Nicola Mirotic e con Niccolò Melli, tutto confermato insomma per quanto riguarda i 5 iniziali per le due squadre. Sarà interessante vedere anche poi coach i minutaggi, se Massimur sarà in qualche modo limitato dal suo problema alla caviglia e se Petruccelli, come invece più probabile, sarà davvero al 100%. Beh, come dicevamo prima, sicuramente bisogna di trovare risorse da tutti e da una profondità di roster e protagonisti diversi nel corso della partita, ma non solo dal punto di vista realizzativo, proprio perché le guardie che tanto bene hanno fatto contro Pistoia troveranno, come dicevamo prima, delle staffette, della fisicità, un livello di difesa assoluto e quindi la capacità di spaziarsi, di muovere la palla, di creare anche con movimenti senza palla degli spazi per opportunità per i compagni sarà fondamentale. Questo è uno sforzo fisico e mentale che ti costringe al massimo e costringe quindi ad avere rotazioni e tanti protagonisti che sono pronti a fare la cosa giusta anche semplicemente con un movimento di spaziatura. Tanti duelli interessanti, quello fra due figli d'arte come Stefano Tonuta e Amedeo Della Valle, con Tonuta che è un grande difensore che avrà come compito primario quello di rallentare un Della Valle da 20,7 punti di media e 52% da 3 punti nella serie contro Pistoia. E poi la sfida dei numeri 4, Kenny Gabriel e Nicola Mirotic, due giocatori che sanno fare male sia dal perimetro che vicino a canestro. Tante sfide nelle sfide per una semifinale che si preannuncia straordinaria. Si comincia con la palla 2, a saltare saranno Kenny Gabriel e Niccolò Melli. Sta per partire Milano-Brescia dopo le 2 vittorie casalinghe delle due squadre in regular season. Adesso si gioca per un posto in finale e allora si alza la palla 2, Melli contro Gabriel, primo tocco di palla di Kenny Gabriel e primo possesso offensivo per Brescia con Samaj Criston subito accoppiato a Shabazz Napier, mentre come nelle previsioni Stefano Tonuta prende Della Valle, si va in post basso da Criston. Questo può essere un altro tema del match. Grande taglio backdoor da parte di Achele, rimane dietro Shields che quando recupera il suo numero 45 mette giù la mano, colpisce il giocatore avversario e commette fallo. Interessante scelta tattica di Brescia sul primo possesso, attaccare subito Napier spalle a canestro. Sì, Brescia
continua con le letture, col suo sistema, sa perché ha messo su, come diceva giustamente Alessandro Magro, un bagaglio di esperienze e vuole attaccare quelli che possono essere i target che ormai tutti sanno. È chiaro che attaccare Napier, attaccare anche Mirotic nei momenti finali, se arrivano sui pick and roll, è diverso che attaccare magari Shields o attaccare Melli dal punto di vista dei lunghi, o Heinz quando sarà in campo. Ottima stagione, ottimi playoff finora per Nicola Chele, 11 punti di media in 26 minuti nella serie contro Pistoia, è su il primo punto di questa gara 1 su 2 ai liberi. Adesso sui pick and roll Criston cambia e prende Shields, che poi serve Melli in punta, Meglia di fronte Bilan, la mette per terra per poi tornare da Shields, altro pick and roll fra Shields e Melli. Criston rimane appiccicato al giocatore di passaporto danese che deve tirare alla fine dei 24 secondi con l'uomo in faccia e sbaglia. Rimbalzo per Brescia, Della Valle prova ad accelerare come la Germania sicuramente vorrà fare in questa serie. Bilan, scambio, Della Valle a spazio, tripla per aria ma sbagliata, a rimbalzo Shields riesce a tagliare fuori Achele e poi adesso lui che prova ad accelerare la transizione dell'Olimpia per poi tornare indietro e servire Tonut che si accoppia anche da questa parte del campo con Della Valle. Lo scambio con Shields, ha un po' di spazio per attaccare Tonut, il runner però non gli entra e rimbalzo di Kenny Gabriel. Brescia vuole alzare i ritmi, Napier prende Cristo, grande palla dentro per Achele, appoggia al tabellone e segna. Achele 3, Milano 0 finora. Eh sì, la faccia tosta di Brescia ce l'aspettavamo, l'abbiamo detto, e così è iniziato, anche con quei movimenti senza palla che ti dicevo prima, perché questo tipo di tagli sul primo possesso, primo canestro, ma anche adesso in transizione, è il modo con cui Brescia deve mettere un po' in difficoltà la Taglia e la Stazza di Milano. E lo diciamo sempre, quando si affronta una squadra dalla difesa e dalla Taglia di Milano, trovare qualche punto in transizione può essere veramente acqua nel deserto per la Germania, come sta facendo in questo avvio di partita la squadra di coach Magro. Napier accoppiato a Cristo, un taglio da parte di Mirotic che sul cambio difensivo viene preso in consegna da Mino Bilan. Melli blocca, Napier attacca, Gabriel contatto, palla buttata per aria che il ferro non premia, due liberi però per Shabazz Napier. Tanti pick and roll che forzano i cambi di Brescia e con la penetrazione, con la qualità sul primo passo degli esterni Milano crea vantaggi, in questo caso con Shabazz Napier. Sì, l'azione del possesso precedente Brescia aveva fatto una buonissima difesa sul pick and roll di Shields, che poi infatti ha dovuto forzare un tiro molto marcato. Invece adesso si è creata separazione con Napier e ha potuto attaccare in velocità, quindi non c'era niente da fare e ha sfiorato anche il 2+1. Per Shabazz Napier finora nei playoff 13 punti e mezzo, 4 assist, .8, quarta media assist fra i giocatori partecipanti alla post season. È stato top scorer per Milano in entrambe le gare contro Brescia in regular season, ne ha fatti 18 alla Palla Lionessa 2A, ne ha fatti 19 qui all'Unipol Forum e adesso è 3-2 primi punti della partita per Milano. Criston palleggia ancora accoppiato a Shabazz Napier, ecco Della Valle che esce seguito da Stefano Tonut, blocco fra gli esterni, Mirotic prende Della Valle, Criston la riceve ancora in punta per poi tornare dal numero 8 accoppiato a Mirotic, chiaramente lo punta, lo sfida, finta, taglio backdoor ancora da parte di Achele, questa volta Shields lo legge molto meglio, intercetta il pallone, riparte Napier, blocco in transizione di Mirotic, deviazione di Della Valle, palla fuori e possesso Milano. L'Olimpia dopo le difficoltà dei primi possessi ha aggiustato un po' la difesa apparentemente su questi tagli. Sì, ma Shields ha subito il primo taglio, difficile che un giocatore come lui subisca il secondo, però Brescia ha fatto bene, continua a far movimento anche se era arrivata al cambio di Mirotic, quindi un target possibile da attaccare, però se non fai movimento continuo anche con gli altri non trovi spazio. Stefano Tonut a bersaglio con la prima tripla della serie per le A7 Milano, sfida che sicuramente lo responsabilizza, quella con Amedeo Della Valle, con cui ha condiviso anche un oro europeo under 20 nel 2013 in una squadra di cui faceva parte anche Amadou Abbas. Anche Brescia però risponde con la stessa moneta, Kenny Gabriel con la tripla del controsorpasso. Brescia perde Shields su questa transizione, lancio lungo e due facili per Shavon Shields. Milano sorprende Brescia dopo il canestro segnato e va con il lancio lungo a punire una transizione difensiva un po' pigra. Qui scivola Cristo sull'ottima difesa di Napier che poi perfeziona il recupero, ancora corre Milano, tenuta al ferro a inchiodare, 9-6 Olimpia. Adesso l'energia per Milano è quella giusta e poi dai recuperi, dalle palle perse sono letali con una squadra come Milano e soprattutto poi in una semifinale scudetto, giochi fuori casa, lì devi riuscire a farne pochissimi di quegli errori e concedere pochissimi di quelle
situazioni in campo aperto per Milano. Molto arrabbiato Mirotic, che alla fine si prende il tecnico, ha continuato a protestare anche dopo che inizialmente gli arbitri l'avevano un po' perdonato, mettiamola così, ma lui ha insistito a parlare, a protestare in modo molto deciso, e alla fine il tecnico è arrivato e qua sta rischiando ancora, perché la sua protesta non si placa. Il motivo del contendere è un fallo fischiato a Nikola Mirotic su Amedeo Della Valle. Il giocatore spagnolo sosteneva che fosse soltanto palla, invece per gli arbitri era fallo, e allora sono 3 i liberi per il numero 8 di Brescia, quello per il tecnico più 2 per il fallo subito. Sì, adesso c'è subito infatti il cambio, che è un Mirotic che è un po' nervoso sicuramente, e quindi è normale e giusto che si prenda una pausa per poi rientrare. Un campione come lui poi si riaccende subito, è giusto che si rifletta un attimo. Da qui è difficile valutare il contatto, però Amedeo Della Valle è molto bravo su finte, su perni, su situazioni nell'atto di tiro, è uno dei giocatori più abili a ricevere falli e andare in lunetta. Primo ingresso in campo per Johannes Voigtmann, il cui inserimento nei 12 dopo gara 1 si è rivelato molto importante. Ecco una delle sue specialità, il lancio per la fuga di Stefano Tonut. Questa è la seconda volta che Milano colpisce Brescia dopo canestro subito, con un giocatore che va in fuga e riceve un passaggio lungo. Sì, questi punti qui fanno male, addirittura il sesto in contropiede, il sesto punto, il terzo possesso consecutivo che Milano segna senza che la difesa di Brescia si schieri, ma come hai detto tu, in special modo dopo un canestro fatto e dopo un tiro libero è proprio un tipo di azione che ti fa male. Dall'altra parte però la qualità in post-passo di Miro Bilan segna e subisce anche il contatto falloso, avrà la possibilità di completare il gioco da 3 punti. Bilan che ha già giocato una semifinale di campionato contro Milano 2 anni fa, quando vestiva la casacca di Sassari. In quell'occasione segnò 15 punti di media e prese 9 rimbalzi .6. C'era anche Jason Barnell, suo attuale compagno a Brescia, in quella squadra. Completa il gioco da 3 punti il croato e Brescia rimette la testa avanti in un primo quarto già ad alto punteggio, 23 punti segnati in meno di 4 minuti di partita. Ancora Shields accoppiato ad Achele, pick and roll con Melli, show profondo da parte di Bilan, ribaltamento di lato, Tonut vuole attaccare Dalla Valle, ma nel frattempo è battaglia a centro area. Bilan prova a impedire a Melli di prendere posizione ed è il croato che commette il primo fallo della sua partita, il secondo di squadra per Brescia. Sì, interessante che Brescia sta provando a alzare il suo livello difensivo, molto interessante l'idea che negano la ricezione a Napier ogni volta che è possibile. Infatti adesso ha portato la palla a Niccolò Melli, il portare la palla con i lunghi è una cosa che Milano sa fare tranquillamente, però questo ti porta ad avere un po' meno fluidità, o almeno a limitare il numero delle chiamate con cui entri direttamente con il numero 5. Una buona difesa comunque a spendere un fallo prima per il gioco interno, però poi Tonut sta andando come nel burro e attacca Della Valle ogni volta che può. Dall'altra parte Kenny Gabriel però risponde, ancora presente, altra tripla e Brescia torna avanti 15-13. Chiaramente la difesa non è il punto di forza di Amedeo Della Valle, infatti Tonut, come dicevi tu, sta continuamente puntando l'avversario e cercando di attaccarlo. Adesso Voigtmann accoppiato a Gabriel, la butta via, si aspettava evidentemente un taglio da parte di qualcuno, forse di Shavon Shields, e invece palla persa e a 7. Adesso cambi con Devon Hall dentro al posto proprio di Shavon Shields. Brava fin qui Brescia a rispondere a ogni tentativo di allungo di Milano con un canestro, spesso una tripla, per rimanere lì con la testa avanti, assolutamente in partita. Ancora Criston si accoppia con Napier mentre ci avviciniamo al giro di boa del primo quarto. Fischio, Voigtmann impedisce a Gabriel di uscire, il bump viene giudicato falloso. Numero 77 di Milano commette il primo fallo della sua partita. Per l'Olimpia è già il quarto di squadra in questo primo quarto. Sì, ma c'è molta fisicità, gli arbitri vogliono pulire il gioco per evitare poi sicuramente che la partita diventi più difficile da gestire, e quindi adesso ci sono i tiri liberi per Brescia, ma Brescia sta interpretando benissimo in attacco quello che dicevamo, movimento di palla e di uomini, stanno facendo una pallacanestro bellissima da questo punto di vista, con quella, se vuoi in senso positivo, quell'arroganza tecnica che gli ha permesso durante tutto l'anno di sfidare il campionato con l'idea di stare lassù davanti. E anche in difesa
ha mostrato fisicità e applicazione da parte di tutti, per cui vediamo adesso se riuscirà a fare un'altra buona difesa. Non il quarto ma chiaramente il quinto fallo di squadra di Milano, che porta Kenny Gabriel a tentare 2 liberi più 3 Brescia. Si va a cercare il mismatch che si è creato sotto. Voigtman contro Criston, Achille deve aiutare, Voigtman la ributa fuori nelle mani di Hall, riapertura tripla per Voigtman, piedi per terra, il ferro non la premia ma è regolare la stoppata di Wieland, che mette la mano dentro l'anello per spingere il pallone fuori, e allora vale la tripla di Voigtman ed è 16 palloni Paul Foden. Sì, qui la qualità di Milano, anche loro bravi a far circolazione, a prendere un tiro di Voigtman. La difesa di Brescia era comunque una buona difesa, poi brava Milano. Tonut per Gabriel, cambio lato, va da Chele, ancora Della Valle in punta, questa volta rimane sui cambi difensivi accoppiato Voigtman, lo sfida 1 contro 1, appena la difesa collassa, scarica nell'angolo per Criston, tiro con parabola un po' troppo alto e cortissimo da parte del numero 0 di Brescia. Riparte Milano in palleggio con Stefano Tonut, intanto Kai Lines ha sostituito Nicolo Melli, riceve la palla di Tonut, poi va da Napier che attacca Nicola Chele, subito Gabriel accenna all'aiuto sul playmaker di Milano, si torna da Heinz in punta, Bilan gli concede il jumper che Heinz sbaglia, poi la palla però Bilan non la prende a rimbalzo, e allora extra possesso e a 7, penetrazione di Napier, evita anche Della Valle ma il layup mancino è corto, ultimo tocco di Brescia, possesso Milano, questo dicono gli arbitri. La Germania è convinta del contrario, vediamo se ci sarà una richiesta di challenge da parte di coach Alessandro Magro, se darà retta ai suoi giocatori. No, va in campo Petruccelli, possesso rimane credo a Milano. Sì, è giusto anche tenersi ormai challenge, questo è un possesso, Brescia è perfettamente in partita, è giusto la rotazione, adesso inizia Petruccelli perché fino adesso Brescia ha fatto un grande sforzo e deve cominciare a ridistribuire le energie. Si mette su Napier Petruccelli mentre Della Valle rimane con Tonut, Voigtman finta il consegnato, grande difesa di Petruccelli che nega la ricezione a Napier, ma Voigtman estrae dal cilindro un canestro pazzesco, completamente fuori ritmo, che fa tanto male alla difesa di Brescia che era stata perfetta e non può davvero rimproverarsi nulla la squadra di coach Magro. 19-16 Milano, grande palla di Bilan per Gabriel, ancora una volta un canestro subito, la Germania risponde alla grande. Matteo, stiamo vedendo una pallacanestro bellissima perché Brescia pochi palleggi, tutti che si muovono, si cercano, tagliano, e anche Milano ha fatto canestri con una difesa di Brescia al top, hanno negato, bellissima, bravi tutti, e adesso perso Della Valle in transizione, errore letale per Milano, perché lasciare spazio in transizione al numero 8 di Brescia quasi sempre significa concedere 3 punti. Dall'altra parte invece Napier sfrutta la sua rapidità nel primo passo, le sue qualità di giocatore in penetrazione, subisce il contatto falloso e si guadagna 2 tiri liberi. Non sembra neanche una gara di playoff per i ritmi, per la rapidità, per i tanti canestri che stiamo vedendo, però è veramente una gara molto spettacolare. E adesso a proposito di specialisti della difesa, coach Magro manda in campo Jason Barnell, un altro che ha il fisico per competere con i giocatori più muscolari di Milano. È vero, però ti ripeto, c'è tanta qualità sia nei giocatori, nei singoli che nei sistemi, nel gioco, nel come si ricercano. Milano di sistema, ribalta il lato, va, trova gli spazi, però sta giocando contro Brescia, ha fatto, nonostante i punti segnati da Milano non siano pochi, però sta mettendo una difesa vera per competere, quindi ha bisogno poi adesso, era probabilmente nella loro idea, nel piano partita, a questo punto dare un'addizione di fisicità e di energia dopo che il primo quintetto ha comunque lavorato bene di squadra. Poi i punti sono merito come adesso di Napier, che è arrivato anche fino al ferro contro contatto, ma Brescia stava provando anche a intesare l'area. Secondo libero per Chabas Napier, finora 3-3 per lui in partita, può pareggiare il conto e lo fa. 21-21, 42 punti segnati in 6 minuti e mezzo, e primo ingresso in campo anche per Diego Flaccadori, 5 punti e mezzo in 19 minuti nella serie da ex disputata contro la Dolomiti Energia a Trento. Adesso è Della Valle che porta palla con Petruccelli a giocare nel reparto esterno al suo fianco, c'è anche Semaj Criston in questo quintetto con Barnell da numero 4. Bilan va a cercare Criston che ancora vuole portare qualcuno spalle a canestro, questa volta Flaccadori, tiro in fade away sbagliato e rimbalzo per Pippo Ricci. Flaccadori palleggia, Brescia rientra, non dà la possibilità all'Olimpia di correre, poi quando la punta ribalta il lato per servire Devon Hall, poi pick and roll con il tedesco. Barnell va forte sul cambio a prendere il 22, ci mette il fisico ma lo fa in modo eccessivo e spende il primo fallo della sua gara su Diego Flaccadori, su Devon Hall, scusami.
Eh sì, perché poi under sul primo, hanno cambiato sul secondo, però sai, hai sempre paura che se lasci una separazione lui possa tirare, allora quel passo verso di lui lo fa prendere in controtempo e a quel punto può solo spendere un fallo. 2 liberi per Devon. Intanto Brescia ha fatto debuttare nella partita CJ Massenburg, che aveva segnato 18 punti nella gara vinta dalla Germania contro Milano in casa in regular season, ma poi si è infortunato in gara 3 contro Pistoia, leggera distruzione alla caviglia. Vedremo quanto potrà dare quest'oggi alla causa della Germania. Brescia, Devon fa 2 su 2 ai liberi, ultimi 3 minuti del primo quarto. Flaccadori, impressione su Semaj Criston che si incrocia con Barnell, crea un po' di vantaggio nei confronti di Flaccadori. Heinz deve chiudere e lo fa come al solito molto bene, costringendo numero 0 allo scarico. Ancora Criston nell'angolo, questa volta è Ricci che lo prende. Barnell dalla punta tira sul close-out di Voigtman, il tiro non gli entra, vola Pippo Ricci a strappare e rimbalzo difensivo. Milano corre, scambio fra Voigtman e Flaccadori, poi blocco del tedesco. Heinz and off ancora per Flaccadori. Hall manca di un sorto in anticipo. Massenburg molto aggressiva la difesa di Brescia. Hall vuole attaccare Massenburg che non gli concede nessun tipo di linea di penetrazione, poi Hall alla fine un po' di spazio lo trova, jumper sbagliato, ma il solito Kyle Heinz, un professore all'interno del pitturato, prende come sempre la posizione giusta e corregge a canestro per il +4. Eh sì, un Heinz che abbiamo visto dall'inizio di questi playoff, direi molto concentrato su quello che deve fare. È veramente un animale da playoff, da partite importanti. Passano gli anni ma c'è sempre, perché dall'altra parte per la prima volta Brescia non era riuscita a far muovere la difesa di Milano, era finita nel pantano, nella palude dove l'aveva portata Heinz. Aveva fatto un grande lavoro difensivo di squadra, non era riuscita a cambiare lato, ha preso un tiro non in ritmo. Dall'altro lato abbondantemente tagliato fuori Bilan, era da solo di fatto a rimbalzo in attacco dopo un'altra buona difesa di Brescia, ma poi l'extra possesso di Heinz. Un altro aspetto in cui la Germania può reggere contro Milano rispetto a tante altre squadre è quello della profondità, perché Brescia ha 2 giocatori veri per ogni ruolo, come non tante squadre del campionato, soprattutto quelle di fascia bassa, e ricordiamo che è una squadra che non ha fatto le coppe, quindi sono giocatori arrivati anche abbastanza freschi a questo finale di stagione. Adesso per esempio c'è in campo Cobbins a giocare da numero 5, ancora Hall prova a bucare la difesa di Brescia e subisce il fallo di Jason Barnell. La Germania sta pagando molto le penetrazioni degli esterni di Milano, tanta reattività, tante iniziative per i vari Schinz e Pierre Hall, con l'Olimpia che si sta guadagnando tanti giri in lunetta. Sì, fino adesso ha fatto un buon lavoro Brescia anche sui pick and roll, sulle situazioni in cui c'era collaborazione dei giocatori, ma poi ha preso 2 o 3 situazioni di 1 contro 1 diretti come questo che deve sicuramente riuscire ad evitare. E infatti finora l'Olimpia ha 10 tentativi da 2, 8 liberi con questo che Hall sta tentando e soltanto 4 triple tentate. Solitamente quando Milano tira più da 2 che da 3 vuol dire che il gioco si sta sviluppando un po' meglio. Adesso è +4 Olimpia a 108 secondi dalla fine del primo quarto. Criston palleggia contro Flaccadori, Barnell la mette per terra, end off nelle mani di Petruccelli, cambia Voigtman, si va da Barnell contro Ricci, prima sportellata, poi ancora Barnell cerca di andare in avvicinamento, finta, poi tira intorno al corpo di Ricci che in difesa tiene molto bene, sbaglia Barnell, Ricci vince anche la battaglia a rimbalzo e allora Hall può ripartire a 90 secondi dalla fine del primo quarto sul +4 e palla in mano per le A7. Subito Brescia cambia, si crea un mismatch perché Voigtman è contro Semaj Criston, deve avvicinarsi per aiutare Massenburg, ma Voigtman si esibisce in uno splendido tiro in fade away. Che primo parto per Voigtman, 8 punti e Milano è sul +6. Sì, comunque la qualità offensiva di Milano è impressionante, sono 29 punti e manca ancora più di un minuto e l'ha fatto senza che certe prime punte come Schinz o Mirotic abbiano avuto bisogno di fare qualche effetto speciale, cioè hanno una qualità pazzesca e hanno veramente ora un livello di esecuzione, di spaziatura, di ribaltamenti di palla di livello altissimo. Molto importante per Brescia che entrino in partita giocatori come Massenburg che possono dare tanto dalla panchina, ma Johannes Voigtman non si ferma più, ne mette un'altra di tripla, fanno 11 punti con 3 su 3 da 3, primo quarto irreale per il giocatore tedesco. Petruccelli prova ad attaccare sul cambio difensivo Kyle Heinz e subisce il fallo del lungo di Milano. Qui davvero la sensazione per Brescia deve essere di quella
qualsiasi cosa facciamo in difesa comunque trovate il modo di batterci, perché se cambi come ha fatto prima Voigtmann ti batte così, se non cambi prendi penetrazioni o tiri da fuori, molto molto complicato, perché alla fine la coperta quando difendi contro la Milano così in palla è sempre corta. Sì, ma poi anche adesso erano arrivati sul cambio, ma ha proprio tirato sopra la testa adesso, perché il ritmo di tiro, il tempo del passaggio era giusto. Per Brescia è importantissimo che con una Milano che avrà l'ultimo possesso e che ha già segnato 32 riesce a stare attaccata grazie veramente alla qualità, alla falsa tosta, e anche lei ha una qualità di attacco veramente elevatissima, perché essere attaccati dopo un primo quarto di Milano così è veramente tanto. Eh sì, non ha molto da rimproverarsi Brescia per quello che ha fatto finora, la sua partita l'ha fatta, ma Milano sta giocando da grandissima squadra qual è, 2 su 2 di Petruccelli, discrepanza di un paio di secondi tra i due cronometri. Adesso la solita situazione in cui è lungo che porta palla Kyle Hines per entrare nell'azione offensiva, poi si passa dall'end-off nelle mani di Devon Hall, Voigtmann va molto alto a bloccare, Hall parte con un primo passo micidiale, si beve la difesa che arriva al ferro a segnare il canestro che vale il +6, vediamo se Brescia riesce a replicare. Messenburg attacca all'aria, subisce il contatto falloso, non trova l'end-one ma avrà 2 libere a disposizione. Ancora una volta brava Brescia, mancava poco alla fine, sono partiti in velocità per attaccare, hanno trovato un varco con Messenburg per bucare la difesa di Milano e quantomeno si sono guadagnati 2 chance in lunetta. No, ma paradossalmente quei pochi secondi che erano rimasti per Brescia però è il modo migliore per attaccare Milano, quando non schiera la difesa, quando non sono tutti lì a aiutarsi, ma allora può andare anche lei nell'1 contro 1. È chiaro che Brescia però deve riuscire a mettere più corpi, perché se come adesso Hall va in una difesa, in un attacco a difesa schierata, riesce ad arrivare al ferro, Brescia non ha chance, quindi deve riuscire a intasarla di più quell'area. È difficile con la percentuale anche di Milano che ha segnato da fuori, ma quell'area la devi chiudere, poi magari 2 o 3 tiri devi rischiare che li possano uscire a Milano dalla distanza, ma se vanno al ferro con continuità, come hai giustamente detto tu, quando l'attacco di Milano va con così alta percentuale in tiro a 2 punti è quello che vuol dire che è in equilibrio, e se tira col più di 60 da 2 non c'è chance di portargli via una serie. Deviazione di Cobbin sulla rimessa di Voigtmann. L'Olimpia sta tirando tanto a livello di volume da 2, 7 su 12, ma bene da fuori, 4 su 5, quindi meno triple tentate, ma con qualità e con percentuali alte. Questo chiaramente fa tanto il gioco di Milano e vuol dire 34 punti nei primi 10 minuti per l'Olimpia. E allora dopo il primo quarto in gara 1 l'Unipol Forum, Milano 34, Brescia 29. Ci fermiamo per qualche istante, fra poco ancora qui per raccontarvi la seconda frazione di gioco. Restate con noi. Una grande dimostrazione di forza per Milano nel primo quarto della semifinale contro Brescia, 34 punti realizzati con i numeri che vedete, 7 su 12 da 2, 4 su 5 nel tiro da oltre l'arco e 34 punti arrivati nonostante le prime punte non abbiano brillato particolarmente, solo 2 punti per Shavon Shields e 0 per Nicola Mirotic, ma Jonas Voigtmann ne ha messi 11, Stefano Tonut ne ha messi 9, qua vediamo un grande ex Art Kenny presente al Unipol Forum per questa gara 1 di semifinale.
Per quanto riguarda Brescia, Kenny Gabriel con 9 punti è il top scorer, seguito a quota 4 da CJ Massenburg e da John Petruccelli. Si ricomincia, è tornato in campo Niccolò Melli al fianco di Jonas Voigtmann nel reparto lunghi, c'è anche Shavon Shields. Voigtmann serve Hall, Cobbins raddoppia sull'esterno di Milano, Melli ha spazio per il pareggio, resto e tiro, la palla si arrampica sul ferro ed entra, e allora Milano si porta sul +7 con i punti di Niccolò Melli, primi 2 della partita per il capitano dell'Olimpia. Dall'altra parte c'è David Kwon in campo per la prima volta, Massenburg chiuso bene da Devon Hall, blocco da parte di Achele, Petruccelli, gran primo passo, sorprende Shields che quando recupera lo fa troppo tardi, commette il suo secondo fallo personale, questo potrebbe compromettere le rotazioni. No, vediamo, attenzione. No, c'è un fallo in attacco di Cobbins, sì, a cui è stato fischiato un tagliafuori irregolare, come se avesse in maniera illegale procurato lo spazio per la penetrazione di Petruccelli. E allora è primo fallo per Michael Cobbins, possesso Milano, palleggio da parte di Melli, e c'è Devon Hall, Melli porta il blocco su Massenburg, ancora Hall, rimane con un lungo e cerca allora di attaccarlo in penetrazione, fallo di Cobbins su Hall. Tanto Milano sta creando con questo tipo di situazione, ovvero appena Brescia cambia si va dentro con le penetrazioni e la difesa di Brescia fa fatica a tenere Hall e compagni. Sì, stanno indirizzando molto sul lato sui pick and roll, perché negano un lato e poi vedi che stanno molto, il cambio succede solo molto tardi come adesso se tiene il palleggio vivo, però Milano sta trovando sempre buoni tiri e buona circolazione, nonostante l'idea di Brescia sia proprio quella un po' di congelare, no, su quel pick and roll, di non fargli togliere quel ritmo di ribaltamenti che Milano vuole per cambiare lato la palla solitamente come idea principale del proprio attacco. Invece Milano riesce comunque a muoverla e allora sono dolori. Primo errore per Jonas Voigtmann dopo le prime 3 triple segnate. Qua rivediamo invece il tiro di Melli che si arrampica sul ferro. Adesso Melli deve difendere lontano da canestro contro Cobbins, che si affida con questo consegnato a CJ Massenburg. Pick and roll con Cobbins, Massenburg fa saltare con la finta Hall, poi tira e segna. CJ Massenburg come al solito prova a dare energia e punti dalla panchina per Brescia, ne ha segnati 12.7 in 17 minuti nella serie contro Pistoia, di cui è stato fra i principali protagonisti. Meno 5 Germani, placcadori contro Kwonu che difende in modo forte sull'esterno di Milano, e qui David Kwonu spende il primo fallo della sua partita. Sì, Brescia comunque è normale, deve aumentare un po' qualcosa in difesa dal punto di vista del tentativo di fare un recupero, nel tentativo di passare sopra un blocco e quindi non far proprio giocare il gioco a 2, perché altrimenti questi 11 minuti e mezzo sono stati letali da quel punto di vista. Ovazione dell'Unipol Forum per l'uscita momentanea di Jonas Voigtmann, visto il suo grande impatto sulla partita. Torna Niccolò Mirotic a giocare da numero 4, torna anche Shabazz Napier al posto di Devon Hall. Adesso Petruccelli si mette in missione su Shields, che riesce a crearsi un po' di separazione, va in penetrazione ma sbaglia il layup. Rimbalzo Cobbins, Kwonu riparte in palleggio, lo prende Napier, blocca Cobbins, Kwonu ha spazio per alzarsi per la tripla, non la segna. Melli va molto in alto da rimbalzo e vince la battaglia fisica con Michael Cobbins, per poi affidarsi a Shabazz Napier per la gestione di questo possesso offensivo. Kwonu prende Napier, crossover, lo batte, scarica per Mirotic, Melli cambia lato, va da Shields, ancora accoppiato a Petruccelli, aiuto di Cobbins, deve ruotare Achele, circolazione di palla di Milano, liberato Flaccadori, il cui tiro non entra, si lotta a rimbalzo Mirotic, quando salva la palla in campo tocca la riga, ma attenzione perché c'è un fallo però nella lotta sotto le planche fischiato alla Germania Brescia. Si rimane da questa parte, qua andiamo a rivedere la trattenuta ai danni di Niccolò Mirotic, fallo di Petruccelli. Sì, stavano lottando, da qui la telecamera dietro non si è visto bene, però insomma al di là di questi contatti ci stanno, poi gli arbitri decidono. Brescia continua a cercare di negare un lato sui pick and roll eccetera, era più giusto rischiare magari un tiro come quello prima di Flaccadori, che non era un cattivo tiro per Milano, ma deve riuscire, come dicevamo, a meglio quello che un layup, che un andare fino in fondo, o se proprio vogliono andare fino in fondo come Shields probabilmente vuole entrare in partita, ha voluto forzare quella penetrazione in precedenza, ha trovato almeno 2 o 3 corpi che li hanno portato sotto contatto a un tiro che poi è anche sbagliato e ci può stare. Shields li può segnare lo stesso, però diciamo che
sta provando un po' Brescia a limitare questo, a rendere la partita un po' più ruvida per Milano. Peraltro il fallo di Petruccelli su Mirotic è il secondo della sua partita, viste le qualità difensive e la necessità per lui di giocare sempre al limite. Questo può rappresentare un problema e infatti non a caso adesso viene sostituito proprio John Petruccelli. Coach Magro rimanda in campo Amedeo Della Valle, diventa un po' più offensivo il quintetto di Brescia. Cuono Della Valle è meno difensivo ovviamente. Sì, però questa perdita di Petruccelli stava cominciando veramente lui a mettere il corpo e a tenere in modo diverso sul lato, a passare sui pick and roll. È stato un secondo fallo pesante. Vediamo Tonuta ancora accoppiato a Della Valle, contro cui aveva avuto parecchio successo nella prima parte di gara. Il tiro se lo prende Melli in fade away, il ferro lo aiuta a segnare i punti che valgono il +7 Olimpia. Subito Brescia con Della Valle che prova ad accelerare. Bilan, taglio di Della Valle che non può essere servito subito, deve accontentarsi Bilan, che è consegnato per Cuono. Show di Melli sul 25 di Brescia che cerca Massimo, non lo trova. Questa è la seconda palla persa consecutiva della Germani, alza i toni dell'intensità difensiva di Milano e i risultati sono questi. Sì, queste due perse sono proprio il frutto di quello che dicevi tu. Milano che prende sempre più le misure, guadagna sempre più centimetri negli aiuti, sempre più spazio con mani da coprire e quindi cerca di soffocarti e di strangolarti possesso dopo possesso. Melli prende la mira, poi invece la mette per terra, palleggio, arresto e tiro che non entra. Mirotic è davanti ad Achele, sta più vincente, più il fallo del 45 di Brescia. Adesso l'impressione che l'Olimpia sta prendendo il controllo del campo in tutte le zone, anche nella battaglia sotto i tabelloni. Qua si rivede Mirotic che prende posizione davanti ad Achele, sta più in più fallo subito. È difficile giocare contro questa Olimpia perché fai uno sforzo sugli esterni, ti segnano i lunghi come è successo negli ultimi possessi. Prima Melli, adesso un buon tiro di Melli, un rimbalzo di Mirotic, insomma c'hai sempre la coperta corta a giocare con loro. Regular civilian, I rock with a squad, I'm a champion. La clip ci ricorda i tanti contenuti interessanti che potete trovare sull'app mobile di LBA durante questi playoff, una nuova ed emozionante esperienza di fruizione delle partite. Si possono accedere in tempo reale a contenuti dietro le quinte, scoprendo cosa accade negli ambienti più riservati dei palazzetti, anche dialoghi fra i giocatori, tanti aspetti molto interessanti che possono essere approfonditi scaricando da Apple Store e Google Play gratuitamente l'app mobile LBA per seguire ancora meglio questi playoff. Tiro libero aggiuntivo per Nicola Mirotic, finora un secondo quarto da 6 punti segnati per Milano e soltanto 2 per la Germania Brescia. E adesso il tiro libero supplementare per il nativo di Titograd alla prima gara stagionale con Brescia, visto che aveva saltato per infortunio sia il match d'andata che quello di ritorno giocato qui al Unipol Forum. Napier prende David Cuono, prova a disturbare il 25 di Brescia mentre palleggia, battaglia per la posizione fra Melli e Vila. Il fallo però viene commesso sull'esterno e Napier che colpisce Cuono, ha cercato di essere addosso davvero sotto la canotta del 25 di Brescia, ha un po' esagerato però lo ha colpito e ha commesso fallo. Sì, forse ha lasciato un po', adesso come dicevo gli arbitri stanno cercando di tenere il match molto pulito, però entrambe le squadre è anche normale che mettano questo tipo di pressione in una semifinale scudetto. Torna Criston al posto di Cuono, Bilan contro Melli, ribaltamento, Massenburg sistema i piedi, spara e segna CJ Massenburg con la tripla che porta Brescia sul -7, per lui sono i punti numero 7, 8, 9 della partita. E brava Brescia che anche contro Milano, dove sembra non avere magari un vantaggio, va in post basso da Bilan, sapendo che le sue qualità poi di passatore è un modo diverso ma di costruirsi un altro tiro eccellente, quindi non rinuncia a fare le sue cose e fa bene perché
insomma continua a essere abbastanza vicina. L'ha fatto poche volte finora, vediamo se lo farà ancora nel resto della partita. Doppio scambio fra Della Valle e Bilan, poi Della Valle attacca Mirotic che rimane indietro sulla penetrazione del numero 8 di Brescia e commette fallo. È la seconda volta che succede, prima era stata la circostanza che aveva portato anche al fallo tecnico fischiato all'ex Barcellona. Ancora due liberi per Della Valle. È chiaro che quando Milano effettua questo cambio Della Valle vede che ha un giocatore attaccabile e subito si butta dentro. Esattamente come dici tu, infatti è sicuramente un target, lui e Della Valle appena lo vede non aspetta altro. Devo dire che ha preso bene il tempo Della Valle e lui da dietro, poi il contatto c'è stato e quando sei dietro è chiaro che è un contatto non legale, per cui Della Valle ha questa, ripeto, questa sua grande capacità che hanno gli attaccanti veri, gli attaccanti puri, poi di prendersi anche molti tiri liberi, però ripeto frutto di una corretta comunque spaziatura dei compagni che non potevano aiutare molto, flottare molto, e di un piano partita che Brescia ha nell'idea, perché è chiaro che ci fosse stato Melli avrebbero mosso la palla. Terzo fallo di Nicola Mirotic, lo deve togliere dal campo Ettore Messina che rimanda sul parquet Johannes Voigtmann, aiuto di Della Valle che lascia libero Tonut nell'angolo, sbaglia la tripla a Tonut, adesso Bilan che conduce la transizione della Germania. Massenburg esita, poi riparte ma capisce che è il caso di tornare indietro, cerca un passaggio per Della Valle piuttosto alto, il numero 8 va a prenderlo e poi apre il palleggio contro Tonut, attacca, rimane con Voigtmann, gli tira sopra, sbaglia non di poco, Milano può accelerare, Napier lancia Tonut che va nell'angolo a liberare Voigtmann per la tripla, c'è fallo in attacco di Melli però dentro all'area. Melli aveva cercato di prendere posizione o comunque di tenere lontano Bilan dal ferro, l'ha fatto in modo giudicato e regolare, possesso Brescia e terzo fallo personale per il capitano dell'Olimpia. Sì, questo è un fallo pesante perché sappiamo Melli che equilibratore è da tutti i punti di vista, difensivo in primis ma anche offensivo per Milano, è un giocatore chiave. Però è vero che gli arbitri hanno fatto attenzione anche a questi tipi di contatti, non l'avevamo visto fischiare nello stesso modo lontano dalla palla un fallo in attacco a Brescia in precedenza, proprio perché possono aprire certi movimenti e linee di penetrazione per i compagni, e quindi adesso hanno pescato Melli lontano. È molto interessante vedere come Brescia riuscirà a avere alternative a questo gioco un po' di pick and roll eccetera. Come hai detto giustamente tu, ha esplorato ancora poche volte la palla a spalle, ma quando ci è andata sia con gli esterni sia adesso con Bilan ha trovato comunque soluzioni, perché un altro modo per muoversi senza palla, e credo che dovrà continuare a farlo. A proposito di grandissimi ex, quest'oggi al forum c'è anche Dino Meneghin, a cui è stato intitolato il premio di MVP del campionato vinto da Marco Bellinelli. 5-0-7 da giocare nel secondo quarto, finora una prova di Brescia direi nel complesso positiva. L'unico giocatore che forse stona un po' rispetto al resto è Semash Criston, che non ha mai preso vantaggi, 0 punti in 11 minuti con solo 2 tiri tentati. In gare così ci si aspetta un po' di più da un giocatore che ha calcato anche i campi NBA. Sì, però è un giocatore solido ed è un giocatore che adesso sta nel sistema. Quello che è buono di Brescia è che non cercano i singoli protagonismi assoluti in una semifinale playoff, ma che stanno nel piano partita, e questa è una caratteristica nella distribuzione di responsabilità che Brescia ha fatto tutto l'anno. L'importante è che Criston faccia anche il suo lavoro sia nelle scelte di inizio giochi come adesso, sia soprattutto in difesa. Massenburg riceve da Bilan che poi esce per portare il blocco, ancora Massenburg, un'altra tripla, fate 4 su 4 tentativi. Brescia va in post basso, apre il gioco con l'azione del lungo spalle a canestro e poi riapre per la tripla di Massenburg a segno, e allora è -2 Germania. Adesso zona da parte di Brescia, per la prima volta vediamo questo tipo di difesa che Magro aveva utilizzato molto nella gara di regular season giocata qui nel finale di stagione al forum. Palleggio da parte di Napier contro Della Valle, ferma molto l'attacco di Milano, forse un po' sorpreso dal cambio di difesa, non è sorpreso Shabazz Napier che dal nulla si inventa questa tripla dal palleggio per il +5 Milano. Grande
reazione dopo i primi secondi dell'azione non gestiti benissimo. Dall'altra parte ancora Massenburg, si sente caldo, questa volta si butta dentro ma sbaglia il layup, rimbalzo per Tonut, Milano vorrebbe accelerare, Napier corre, della Valle arretra, Napier poi torna indietro e si posiziona in punta, Voigtmann va a cercare Devon, accoppiato a Criston, il numero 0 prova anticipando sulla ricezione e commette il fallo. Ecco, questa è una distrazione che Criston doveva evitare, perché comunque ha i mezzi per lavorare di mezzo anticipo e spostare quella ricezione di Hall fuori, perché non ha un vantaggio contro lui in post basso. L'ha fatta vedere male agli arbitri, diciamo così, che stanno in questo momento fischiando molto. Brescia è giusto che provi a fare un po' di zona, a mescolare, a fare, l'abbiamo detto, deve comunque rendere un po' più un quadro davanti agli occhi degli attaccanti di Milano che cambia, che è diverso, e anche se prima in precedenza con altre scelte di blitz, per esempio Tonucci si è preso un buon tiro aperto, però l'ha sbagliato, cioè deve evitare, rischiare un po', prendersi dei rischi, ma evitare che vadano con continuità troppo facilmente ad attaccare il ferro. 11 liberi tentati, 11 liberi segnati per Milano, mentre dall'altra parte Bilan sbaglia la prima tripla della sua partita. Napier prova a ubriacare con il crossover, Criston che cerca di passare sul blocco di Kyle Hines. Poi attenzione perché c'è anche uno scambio di complimenti fra Napier e il numero 0 di Brescia. Poi andiamo a rivedere il contatto chiaramente falloso con Criston che spinge via Hines e poi ci dicono qualcosa lui e Napier. Fortunatamente gli arbitri ristabiliscono subito la calma, c'è anche un gesto di fair play adesso fra i due. Sì, ma che si scambino due parole vorrei anche vedere, insomma, siamo in una semifinale, si gioca con corpo a corpo un po' dovunque, però ancora una volta una buona pressione che c'era di Criston, ma poi è arrivato Kyle Hines, senso della posizione, blocco nel punto giusto e lo devi veramente buttare giù per riuscire a passare, perché lì l'alternativa era rischiare di buttar giù lui o lasciare Napier con separazione e con spazio. Quindi ancora una volta le piccole cose ma fatte da un grande giocatore come Hines che poi portano un vantaggio, un fallo in più e in lunetta Hines stesso. 4 su 7 ai liberi per Kyle Hines della serie contro Trento, qua fa 2 su 2 e porta l'Olimpia sul più 9, 48-39 quando entriamo negli ultimi 3 minuti e mezzo del secondo quarto. Ancora l'accoppiamento Napier contro Criston, Bilan blocca per l'uscita di Massenburg che riceve accoppiato a Stefano Tonut, adesso blocco fra gli esterni con Criston che blocca per Massenburg, poi servito Criston che ha spazio per prendere la mira, ecco che si sblocca Seamus Criston, primi 3 della sua partita. E questo, come dicevo, deve fare nel momento in cui di squadra i compagni ti costruiscono un tiro con spazio, ecco allora viene il tuo momento e lì non lo devi sbagliare. Brescia nonostante tutto continua a essere 2 possessi pieni, ma 2 possessi di differenza, però con Voigtmann di stasera sono 3. Fanno 4 triple su 5 tentativi per uno scatenato Johannes Voigtmann. Adesso Criston però ha preso gusto, riesce a penetrare in un'area molto intasata, a trovare lo spazio per andare a segno con il canestro che vale il -7, mentre da questa parte sulla penetrazione di Stefano Tonut Kenny Gabriel commette fallo. Qua ancora però si era un po' sbilanciato a Brescia con Criston che è rimasto per terra, ha subito, e non è la prima volta la Germania, la velocità di Milano in transizione dopo il canestro subito. Qua si rivede l'ottima giocata di Criston che però rimanendo per terra sbilancia un po' tutta la difesa sulla transizione. Hai detto tutto tu, Milano ti punisce in ogni piccola situazione, quindi in un momento, anche se Milano non rischia mai nel correre di andare fuori controllo perché preferisce essere in un controllo a metà campo e andare a farti male dove decide e dove vuole, ma quando c'è l'opportunità sanno correre come, lo vedono subito e ti fanno male. Oggi direi che su questi 52 punti, contando anche il contropiede del primo quarto, almeno in doppia cifra sono i punti che Milano ha portato via in campo aperto. L'errore di Tonuti interrompe una striscia di 14 liberi consecutivi segnati da Milano, si rimane sul più 8 Olimpia, palleggia della Valle che gioca il pick and roll con Bilan, poi dal palleggio si crea la tripla, la sbaglia, a rimbalzo la toccano un po' tutti, alla fine la prende Tonut e ancora Milano può andare 3 contro 1, scambio fra Voigtmann e Tonut, che giocata di Johannes Voigtmann, di tocco, il passaggio di ritorno per il numero 7, ancora Milano trova punti in transizione, sono tanti in questo primo tempo, sono quelli che adesso valgono il più 10
ogni volta che Brescia si è rifatta sotto ripressione è stata che l'Olimpia con la transizione, accelerando in velocità, magari anche da canestro subito, trovasse i punti per la nuova fuga. Sì, questa è la reale differenza che si vede adesso, perché nonostante i canestri di Voigtman, la tanta qualità di Milano a metà campo, però anche Brescia che ha segnato quasi va per il 50 quasi nel primo tempo contro una squadra del livello dell'Olimpia, però questi molti punti in più che l'Olimpia si è procurata a campo aperto fanno una reale differenza. In teoria Brescia dovrebbe riuscire a prendersi qualche tiro in più in campo aperto proprio per evitare l'organizzazione della difesa di Milano, invece è Milano che la sta punendo anche da questo punto di vista. Stefano Tonuta raggiunge Jonas Voigtman in doppia cifra con 12 punti, il tedesco ne ha 14 con 4 triple su 5 tentativi. Per Brescia il migliore CJ Massenburg, 12 punti e 3 su 3 da 3 punti. Olimpia 6 su 11 da 3, 11 su 20 da 2. Brescia 7 su 14 da 3, soltanto 8 tentativi da sotto. Partita con tanti tiri liberi, ne ha tentati 15 Milano, ne ha tentati 16 Brescia, significa tanta fisicità che chiaramente porta come conseguenza quella dei tanti falli commessi da entrambe le parti. Vediamo adesso questi minuti molto importanti per la Germania per provare a rimanere in partita nonostante il tentativo di allungo di Milano. Palleggia Semas Criston, accoppiato a Shabazz Napier. Bilan prende posizione contro Heinz. Bilan spalle a canestro, si gira verso il fondo ma il tiro rimane corto. Rimbalzo per Stefano Tonut, non riesce a far sfruttare in questo caso il post passo di Miro Bilan, che è stata durante la stagione una delle armi più utilizzate dalla Germania. Heinz riceve in punta, Voigtman accoppiato a Massenburg, Tonut va dentro a cercare il tedesco, spalle a canestro contro Massenburg, Della Valle aiuta, Voigtman attacca dal palleggio, riapre creando un'ottima tripla per Devon Hall che non la mette però a rimbalzo Bilan. Della Valle può accelerare, ultimi 83 secondi del secondo quarto, Della Valle assorbe il contatto con Heinz, la butta per aria, canestro, più fallo subito. È un gran canestro di Della Valle questo, perché l'ha proprio cercato, voluto, aspettato il tempo del contatto e ha proprio tirato per segnare, perché questo è un gran canestro di un grande attaccante qual è, però è stato bravo anche dal punto di vista difensivo, perché non ha più dato la linea di penetrazione adesso a Tonut, rischia un po' sul tiro, sta un po' distante, è andato a aiutare un po' sbasso, perché Brescia deve fare questo, ha preso un tiro di Hall che Hall può segnare tutte le volte, però è un rischio che Brescia si deve prendere, perché deve, come dicevamo, proprio evitare quei canestri facili da dentro l'area che Milano non concede a Brescia, se non in transizioni come quelle. Ancora Jonas Voigtman, il giustiziere di gara 1, ribaltamento di Devon Hall, ogni palla che Voigtman tocca quest'oggi si trasforma in 3 punti, sono 5 triple su 6 tentativi. Dall'altra parte si scalda Della Valle che ne mette altri 2. Segnare punti in transizione per lui significa entrare in partita. Meno 8 Germania Brescia, 45 secondi da giocare. Voigtman ci riprova un'altra volta e ogni volta il risultato è lo stesso. Soltanto Retina fanno 20 punti con 6 triple su 7 tentativi. Dall'altra parte non riesce a replicare Della Valle. Tonuta a rimbalzo, ultimi 30 secondi del secondo quarto. Jonas Voigtman veramente l'arma in più quest'oggi per Milano. Criston prende Napier, la differenza è di circa 8 secondi tra due cronometri. Voigtman porta il blocco, Burnell ruota su Napier per andare a cercare il mismatch, perché Voigtman è rimasto sul cambio difensivo con Criston. 3 secondi, Voigtman riapre, il tiro è per Napier che non lo segna. A rimbalzo c'è Bilan, c'è anche un fischio però, e un fallo commesso dalla Germania Brescia su Devon Hall. Il forum è tutto in piedi per questo gran finale di secondo quarto di Milano. Qui fra poco rivedremo il contatto che darà 2 liberi, direi, all'Olimpia. Sì, il fallo è di Massenburg, direi il primo della sua partita, ma visto che Brescia è sopra il bonus, Devon Hall avrà 2 liberi. Sì, è un momento che Milano sta facendo il break, devo dire che dicevamo deve prendersi dei rischi sul tiro da fuori, ma non su Voigtman, direi stasera sta facendo una prestazione mostro e devo dire quando è ispirato così. Il Barnero è arrivato un paio di volte in leggero ritardo sul cambio non cambio, e veramente stasera se ha un minimo di spazio o anche quando magari non ce l'ha ma è con un difensore più basso gli sta letteralmente tirando sopra la testa, prestazione mostra. Ma come dicevamo, Milano
pochi punti da Shades, pochi punti da Mirotic con falli, meno con falli, però trova sempre un protagonista diverso, perché insomma adesso fanno 61 all'intervallo, insomma in una semifinale scudetto va per oltre 120 e questo penso che dica tutto e non ci sia un granché da aggiungere. E adesso Voigtmann anche in difesa su Della Valle, chiede la violazione di passi, soltanto deviazione, palla fuori, rimessa a Germani, ma con soli 2 secondi e mezzo per chiudere la seconda frazione di gioco. Voigtmann ha già migliorato il suo massimo stagionale con 19 punti, anche con 5 triple tentate. Vediamo Criston sulla sirena, soltanto ferro per il numero 0 di Brescia. Si va all'intervallo con le assette avanti di 12 lunghezze sulla leonessa, 61-49 dopo un secondo quarto che ha visto Milano segnare 27 punti e subirne 20, percentuali, numeri in attacco veramente irreali da parte dell'Olimpia, che viaggia verso i 120 punti, chiaramente ipotizzando di continuare così, e sono per una semifinale, per una gara di playoff contro la terza della classifica, numeri veramente impressionanti. Siamo pronti per ascoltare Stefano Tonutta. Stefano, un primo tempo praticamente pazzesco, avete fatto quasi tutto perfettamente. Come si fa a mantenere questo standard anche nel secondo tempo? Sicuramente dovremmo difendere un po' meglio, perché abbiamo preso 50 punti in casa, loro corrono molto bene il campo, tirano molto bene, dobbiamo limitare seconde possibilità, però come ho detto limitare in difesa il più possibile, perché 50 punti sono troppi. Abbiamo segnato anche tanto noi, però non è sempre così, quindi dobbiamo partire dalla difesa. Grazie mille Stefano. Sì, è stata un'Olimpia davvero molto efficace in attacco, 3 in doppia cifra, Voigtmann 19, Tonut 12, Devon Hall 10, 50% da 3, 57 da 2, 94% ai liberi. Un'Olimpia decisamente lanciatissima in questo primo tempo di gara 1 di semifinale. Noi ci fermiamo qui dall'Unipol Forum di Assago sulla clip che ci ripropone i migliori momenti di Stefano Tonut di questi primi 20 minuti di partita. A fra poco ancora qui per raccontarvi il terzo e il quarto quarto di gara 1.
Bentornati amici di DAZN, intervallo, gara 1, semifinale a 7 Emporio Armani Milano contro Germania Basket Brescia, 61-49. Il vantaggio a favore di un'Olimpia trascinata da un grande Jonas Voigtmann, qui inquadrato 19 punti in 14 minuti, 5 triple su 6 tentativi, 19 punti sono per lui già il massimo stagionale, a -3 dal massimo in carriera in Italia, stabilito il 27 maggio 2023 nella gara contro Sassari, quando appunto segnò 22 punti. In quella circostanza realizzò 5 triple, un primato già eguagliato quest'oggi. Una Brescia che ha fatto il possibile al cospetto di una Milano molto positiva nell'ingresso in questa serie, non soltanto con i tiri di Voigtmann ma anche con un ottimo Devon Hall da 10 punti in 12 minuti con 5 assist, 12 punti di Stefano Tonut. Hanno fatto tanto gli esterni, coach, e la cosa impressionante di Milano, 61 punti segnati con poco o nulla dalle prime punte, almeno fra virgolette quelli che dovrebbero essere i giocatori più prolifici. 2 soli punti per Shields, 3 soli punti per Mirotic. Hai ragione, questo è... Milano sta dimostrando sì, non solo di avere le molte armi e tantissimi giocatori in grado di segnare, di essere prime punte, ma ha dimostrato proprio di essere una squadra in questo momento con una qualità di gioco, una distribuzione, quelle squadre che, come ho detto magari anche altre volte, sono quelle squadre che chiamo onnivore, no? Per cui hai veramente, non gli puoi togliere una cosa o un alimento dal suo diciamo menù e le metti in difficoltà, no, togli una cosa ne prende un altro, gli togli una testa ne ha un'altra ancora. E Brescia, come dicevamo, è venuta con quella che l'ha caratterizzata tutto l'anno, la qualità del suo gioco spumeggiante, la faccia tosta, la qualità comunque, come sottolineava giustamente Tonut all'intervallo, di arrivare a segnarne quasi 50 in casa di questa Milano che pure si è applicata difensivamente, però non è riuscita mai a mettere un granellino che togliesse questa circolazione. Eppure giustamente coach Magro ne ha provate, ha provato a chiudere un lato sui pick and roll, ha provato a fare 2 possessi di zona, ha provato qualche cambio, ha provato a intasare un po' di più l'area, a rischiare un po' di più, ma Milano non se n'è mai accorta di fatto. Zona che aveva utilizzato tanto della gara di campionato qui al Forum, però un conto è farlo in una partita singola, un conto in una serie, quando poi una squadra la rivedrai almeno altre 2 volte nei prossimi giorni. E vi ricordo a proposito che gara 2 si disputerà lunedì sera sempre qui all'Unipol Forum alle 20:45, mentre per gara 3 e l'eventuale gara 4 la serie si trasferirà a Brescia con gara 3 in programma giovedì sera alle 20:45. Vi ricordo anche domani doppio appuntamento importantissimo, perché si gioca a Bologna gara 2 dell'altra semifinale fra Segafredo Bologna e Umana Venezia, ma si gioca anche a Berlino la finale di Eurolega, appuntamento alle 21 con una sfida tutta da seguire su DAZN, Real Madrid contro Panathinaikos per il titolo europeo. Tornano in campo le 2 squadre qui al Forum per l'inizio del terzo quarto, con un cambio, anzi 2 cambi rispetto al quintetto iniziale per Milano, perché non ci sono Niccolò Melli e Nicola Mirotic, ci sono invece Kyle Hines e Johannes Voigtmann. Ricordiamo Melli gravato di 3 falli, ha segnato 4 punti in 9 minuti nel primo tempo, Mirotic anche lui 3 falli e solo 3 punti in 6 minuti. Tutto confermato invece per quanto riguarda Brescia, con Criston Della Valle, Achele, Gabriel e Miro Bilan. Prima azione offensiva con Bilan che scambia con Della Valle, mette palla per terra contro Tonut che gli è addosso, deve andare ancora Della Valle da Bilan, finta l'end-off per Gabriel, invece cambia direzione, va verso il ferro, subisce il fallo da parte di Kyle Hines. Brescia comincia il terzo quarto con Mino Bilan che si guadagna 2 tiri liberi, finora 3 punti in 16 minuti per Bilan con 4 rimbalzi. È chiaro che questa per lui è una serie più complicata rispetto alle altre, quella con Pistoia in particolare, per la fisicità del reparto lunghi di Milano, però forse in generale si aspetta un pochino di più da lui la Germania. Però hai detto bene tu, è complicatissima perché deve difendere su tanti pick and roll, deve muovere i piedi a lungo in difesa, deve intasare l'area e nello stesso tempo in attacco giocare con fisicità importanti. Anche questo canestro, questi tiri liberi, è stato molto bravo perché ha usato tutto il mestiere per riuscire per una volta a superare il mestiere difensivo di Kyle Hines in una situazione in cui non c'erano stati sbocchi per l'attacco di Brescia, perché la pressione degli esterni di Milano lo aveva soffocato. Lui è stato molto bravo a guadagnarsi questo modo di
di trovare i 2 punti. Aveva chiuso in doppia di media la serie contro Pistoia, 11.7 punti, 12.3 rimbalzi, compresi i 19 rimbalzi, anzi 18 rimbalzi presi in gara 1, che hanno eguagliato il primato storico di Brescia stabilito da Bill Embir addirittura nel 1980. Voigtman lavora sul piede perno ma sbaglia il jumper, rimbalzo per Gabriel, Criston prova ad accelerare, lo prende Shabazz Napier sull'arco dei 3 punti, Criston va da Chele, Bilan prende posizione contro Heinz, ecco Brescia che va a cercare di coinvolgere proprio il lungo croato, ribaltamento per Criston, buon close out da parte di Napier, rimangono solo 8 secondi per l'attacco Germani, si passa ancora da Bilan, finta di consegnato per Criston, invece prova a buttarla per aria, sbaglia il tiro sopra Voigtman e rimbalzo lo strappa proprio il tedesco. Heinz serve Napier accoppiato ad Achele, attenzione agli accoppiamenti della difesa di Brescia che non sono quelli che vorrebbe Magro, anzi no, diventa zona, ecco perché gli accoppiamenti erano un po' particolari, perché adesso la Germania ripropone probabilmente la difesa zona vista su un paio di possessi nel primo tempo, zona attaccata alla grande da Milano che crea un tiro ad alta percentuale per Voigtman, questa volta non entra ma comunque è un attacco positivo per l'Olimpia. Poi Della Valle bravo perché in transizione accelera con grande voglia di sprintare, Napier rimane indietro e spende il fallo, però contro la zona di Brescia Milano aveva trovato un tiro molto buono ad altissima percentuale. Ma alla fine era diciamo una difesa che erano accoppiati e poi hanno tenuto di nuovo la palla sul lato sul pick and roll. È chiaro che in quello devono sempre zonare perché altrimenti lasciano degli spazi in area, però avevano ben chiari ancora i punti di riferimento a uomo. Brescia sta cercando di adattare a questo attacco di Milano quello che può e poi deve cercare di prendere sì questi falli o situazioni a campo aperto, perché sono altrimenti possessi che vedi quando la difesa si schiera poi Brescia non trova più con continuità il canestro. 3 su 9 dal campo per Della Valle, sbaglia Tonut, rimbalzo offensivo di Voigtman, fischio che punisce Kenny Gabriel che ha spinto il numero 77 tedesco di Milano dopo che Voigtman aveva conquistato il rimbalzo in attacco. Ricordiamo che Della Valle veniva da una serie, quella contro Pistoia, con il 52% da 3, oggi 1 su 5, era inevitabile che per lui sarebbe stato più difficile in questa serie entrare in ritmo. Intanto terzo fallo per Nicola Chele che viene sostituito da John Petruccelli che subito si piazza in missione difensiva su Shavon Shields, poi blocca per Napier, cambia Gabriel che prende il numero 13 di Milano, Napier lo punta, palleggio, arresto e tiro, secondo ferro, ancora Voigtman tocca la palla, questa volta è Bilan che la salva in campo, però Brescia esplora la possibilità di accelerare, Cristo guarda Petruccelli ma non può servirlo subito, Voigtman si accoppia con il playmaker di Brescia, prova a essere aggressivo per negargli la possibilità di attaccare l'area, poi Cristo lo fa, arma la mano di Bilan, a quel tripla frontale non entra, rimbalzo per Stefano Tonut, adesso Milano che corre con Shields, lo prende Petruccelli, Heinz prova ad avvicinarsi per portare il blocco, Tonut contro Della Valle, Voigtman riceve in punta, si va ancora da Stefano Tonut, cambia Gabriel che prende il numero 7 di Milano, crossover, penetrazione, servito Heinz vicino al canestro, Tonut con l'attacco all'area, attira la difesa di Brescia, libera Heinz, layup comodo, più 12 Milano. Sì, quello che Milano non ti concede mai dall'altra parte, abbiamo visto come è stato battuto Voigtman ma poi si sono chiusi tutti e sono costretti, Brescia è stata costretta a prendersi un tiro di Bilan da fuori, non proprio la situazione migliore per riavvicinarsi, ma Milano non ti sta concedendo altro, come dicevamo nel pre-partita, una prima, una seconda linea di aiuto sempre e non ti fa andare al ferro, di là Milano ci è andato. Tra l'altro quello che abbiamo appena visto di Tonut è il 16° assist di squadra dell'Olimpia. Qui Shields parte in velocità contro Petruccelli, il fallo è fiscato al difensore ed è il terzo personale per l'italo-americano di Brescia. Magro protesta in modo molto evidente, si prende il fallo tecnico, andiamo a rivedere il contatto, chiedeva Magro la violazione di passi di Shavon Shields, invece è stato fiscato fallo a Petruccelli, ci sarà il tiro libero per il tecnico più quelli per il fallo fischiato. È chiaro che adesso avere un Petruccelli anche lui con 3 falli diventa una tegola pesante per Brescia. Sì, Petruccelli di fatto non è quasi mai entrato in partita, adesso diventa difficile per Brescia resistere proprio perché, come dicevamo, no, questo soffocamento lento ma costante di Milano comincia a produrre un gap che pesa tanto, perché devi pensare di recuperare questo tipo di punteggio
contro questa Milano qui fuori casa è veramente complesso, anche perché, ripeto, gli ultimi possessi difensivi di Milano non hanno fatto proprio vedere nessun tipo di vantaggio alla Germania. 65-51 per Milano con i liberi di Savoy Shields. Bilan blocca per Petruccelli che prova a rispondere in attacco, ma il layup non gli entra. Scelta pin di Bilan, punti numero 6-7 della sua partita, primo rimbalzo offensivo del match in assoluto per la Germania Brescia, che finora ancora non aveva presi. Qua però la difesa della Germania si dimentica completamente di Kyle Hines, tutto troppo facile per Milano, servirlo e mandarlo a segnare, e l'Olimpia torna sul più 14 grazie ai 2 punti del veterano con il numero 42. Dall'altra parte pick and roll per Petruccelli e Bilan, tripla di Della Valle dalla punta, subisce il fallo di Voigtman e si guadagna 3 tiri liberi. Questa è la capacità di Della Valle, abbiamo visto anche prima, molto bravo nell'andare a crearsi spesso il contatto. 3 liberi a disposizione, fondamentale, l'abbiamo detto, per Brescia, che si metta un po' in partita e che le percentuali diventino un po' più simili rispetto alla serie con Pistoia. Da qui non è facile rivedere, ma sì, è importante, perché ancora una volta era andato un momento a vuoto Milano, ma subito era corso Voigtman per mettere una pezza, però in quel momento in cui c'è un piccolo vantaggio, dai, concretizzare per Brescia diventa veramente essenziale in una fase come questa, altrimenti la partita vola via. Ricordiamo Amedeo Della Valle, un ex di questa serie, avendo giocato a Milano fra il 2018 al 2020, 53 gare di campionato, 6.2 sui punti di media, terzo libero a segno, e adesso spazio per Jason Burnell in casa Germania Brescia al posto di Kenny Gabriel, in campo insieme a John Petruccelli. Burnell, altro difensore di razza inserito in questo momento della partita da coach magro, diciamo, di Della Valle, che peraltro è il terzo miglior tiratore di liberi del campionato, lo è stato in regular season con il suo 92%, sceso poi a 87% nella serie di playoff contro Pistoia, più 11 possesso Milano. Shields deve fare i conti con lo show di Bilan, che poi recupera su Hines. Tonuta ancora attacca Della Valle, lo brucia con un gran primo passo, serve per la correzione al volo in schiacciata di Kyle Hines a dare a Milano i punti del più 13. Questo succede quando arrivi al ferro, se anche sbagli, ma quando sei lì poi hai provocato sconquassi nella difesa ed è facile seguire il rimbalzo di attacco. Non a caso i 2 punti, quelli di Brescia, dopo la prima penetrazione al ferro di Petruccelli, hanno creato il rimbalzo offensivo di Bilan, e anche adesso vedi, se riesce Brescia ad arrivare lì, poi qualcosa di positivo succede sempre. Adesso è chiara l'idea della Germania di mettere in partita Miro Bilan, che ha appena segnato i punti numero 8 e 9 della sua gara, mentre adesso il coach Messina fa debuttare nella seconda metà partita Nicolo Melli. Ricordiamo gravato di 3 falli, si rivede sul parquet anche Devon Hall, finora 10 punti in 13 minuti, rimessa a Shields, Napier sulla punta accoppiato a Criston, show ancora forte da parte di Bilan, Melli riceve sulla punta, cambia lato per andare da Olchi, attacca Petruccelli, ancora un ribaltamento e ancora la palla si muove tanto e bene per Milano, il tiro è creato bene per Shields, che poi lo sbaglia con la palla che scheggia soltanto il ferro. Ancora Shields non riesce davvero a mettersi in partita, 4 punti in 14 minuti con 1 su 5 dal campo, però la palla Milano la fa girare comunque molto bene in attacco. Sì, tant'è che anche se avesse attaccato un close out anche per un palleggio arresto e tiro, avrebbe preso un tiro a più alta percentuale, ma perché proprio la palla si era mossa molto bene. Criston tira sopra Voigtman, Semaj Criston prova a mettersi nella serie, lui che in regular season ha segnato 11 punti di media in 27 minuti, segna i punti che lo portano a quota 7 in questa partita, meno 9 Brescia, che un fischio arbitrale contro la difesa di Milano e l'uscita fra gli applausi scroscianti del forum di Jonas Voigtman per rifare spazio a Nicola Mirotic. Voigtman diventato assolutamente l'eroe di giornata, qua vediamo il fischio che punisce la difesa di Burnell. È tornato in campo Nicola Mirotic, 3 punti in 6 minuti. Burnell avrà degli incubi per tutte le cose che dovevo fare con Voigtman, adesso per rilassarsi gli tocca Mirotic. E qua è Della Valle che commette il fallo ai danni di Buzzer Napier, che cerca di ubriacare con le sue qualità in palleggio il numero 8 della Germania Brescia. Adesso va in campo Pippo Ricci al posto di Napier, si alza quindi il quintetto di Milano, perché uno fra Ricci e Mirotic farà il numero 3 con Placadori e Hall che rimangono come esterni.
Sì, un'altra opzione che Milano ha e che ha utilizzato benissimo anche nelle 2 partite di Trento, perché quando l'ha fatto chiaramente alzando il muro difensivo ha comunque trovato le giuste soluzioni in attacco, perché ha meno situazioni di ball handling, ha meno ball handler, ma l'attacco è rimasto sempre efficace, la difesa ancora più dura e ancora più controllo dei rimbalzi. E l'attacco crea un ottimo tiro che Diego Flaccadori manda a bersaglio. 12 punti di vantaggio dell'Olimpia. Petruccelli da 3 prova a replicare, scheggia soltanto il ferro laterale. Rimbalzo per Devon Hall, corre bene per il campo Ricci. Hall non riesce a servirlo subito. Ancora Sodibila sul primo pick and roll con Nicolomelli, palla deviata fuori dalla difesa di Brescia. Rimangono 16 secondi per l'attacco di Milano, servono punti, serve attacco alla Germania. Allora coach Magro manda in campo CJ Massenburg, che finora è quello che ha fatto meglio in attacco per Brescia in questa partita, insieme a Della Valle. 12 punti Massenburg, 16 il giocatore italiano con il numero 8. Fallo in attacco di Nikola Mirotic, il quarto della sua partita. Bump giudicato falloso nei confronti di Burnell. Messina richiama Stefano Tonut e si riabbassa il quintetto con Mirotic che dovrà tornare in panchina. Mirotic quest'oggi veramente mai in partita, ora vediamo ancora spendere un fallo in modo non consono, mettiamola così. Sì, hai detto bene tu, dai, oggi c'è poco da dire, non è entrato mai in partita, si è innervosito subito. Buon per Milano, i suoi compagni stavano facendo un lavoro eccellente, lui non c'è più entrato. Della Valle contro Devon Hall, si torna in punta da Semaj Criston. Burnell porta il blocco, Ricci ruota su Criston, battaglia dentro fra Villan e Melli. Criston ha spazio per attaccare l'area, canestro e fallo subito, libero aggiuntivo. Vediamo se il canestro viene convalidato oppure no. Il fallo è di Pippo Ricci, vediamo quando viene commesso sulla penetrazione di Criston. No, fallo prima del tiro del numero 0 di Brescia. Per Milano si tratta del fallo che porta l'Olimpia sopra il limite, fallo non giudicato sul tiro. Semaj Criston mette a segno l'8° punto della sua partita, tiratore di liberi in campionato da 77%, ne aveva tirati 6 segnandone 4 nella serie contro Pistoia. Questi sono i primi della sua partita, fa 2 su 2 e Brescia ancora lì, meno 10, 3:25 da giocare nel terzo quarto. Flaccadori adesso a giocare in cabina di regia per l'Olimpia, accoppiato a Semaj Criston. Della Valle prende Tonut, Melli si incrocia con il numero 7, poi blocca su Della Valle, Tonut gira all'angolo, Burnell intercetta la palla diretta a Ricci, poi si lancia in contropiede, Devon Hall con una splendida stoppata in chase down, ferma Burnell, poi Milano riparte, Hall la riapre nell'angolo, Tonut tripla piedi per terra, non entra, e adesso è Brescia che può andare in velocità con Semaj Criston, la butta via anche Criston, fallo su Devon Hall, chiedono l'antisportivo i giocatori di Milano. Vediamo se il fischio sarà un fischio di questo tipo. È successo di tutto, coach, negli ultimi 30-40 secondi di partita, occasioni sprecate da entrambe le parti. Qua vediamo però quello che ha fatto Devon Hall, una cesta straordinaria per recuperare su Burnell. Sì, stavano ricorrendo in 3 in extra sforzo, bello, sono tutti al massimo dello sforzo a parte di Milano, e ripeto, con questa taglia qui e con questa rotazione, se tutti sono pronti, diventa dura. E Brescia ha avuto queste 2 opportunità in transizione, prima questa a merito di Milano, la seconda una persa che fa male a Brescia, perché questi tipi di vantaggi che si procura, quelle poche volte che riesce a procurarseli, deve riuscire a concretizzare. Quarto fallo di Burnell, è stato chiamato un challenge per verificare se questo può diventare un fallo antisportivo, con Burnell che prende effettivamente per il braccio Flaccadori. Sì, diventa fallo antisportivo, e direi che la chiamata è corretta, perché l'idea che dà Burnell è quella di ignorare completamente la palla e trattenere il giocatore proprio per rallentare una possibile e quasi sicura transizione. Sì, è assolutamente corretta, non ci sono dubbi, e ti ripeto, fa molto male perché era un potenziale comunque -8 per stare in singola cifra di svantaggio, e adesso c'è un antisportivo che dà i liberi e il possesso per Milano, partendo ancora invece dal +10, quindi un errore sanguinoso in una situazione di sovrannumero per Brescia. Tra l'altro ha avuto 2 chance Brescia di segnare in campo aperto in superiorità numerica,
e invece non l'ha fatto. Adesso il quarto fallo di Bernal complica anche i piani a livello di rotazioni per Brescia. Ricordiamo che Petruccelli ne ha commessi 3, anche Gabriel è a quota 3 falli più 11 possesso Milano. Allora Devon Hall con Petruccelli addosso, Tonute porta il blocco, tiene il cambio l'Olimpia, ecco Hall che si trova di fronte della Valle, meno difensore rispetto a Petruccelli, deve aiutare la difesa che si chiude. Questa volta però Milano non ha tempo per far girare la palla sugli esterni, l'extra pass di Ricci costa la violazione di 24 secondi, possesso Germani Brescia. Sì, comunque Brescia ha fatto una buona difesa perché Milano ha voluto provocare il cambio con Della Valle per attaccare lui su un quarto di campo, però poi Brescia ha reagito di squadra, l'ha costretti a fare questi 2 extra pass ed è finita diciamo strozzata dal cronometro. Messibur sulla difesa molto aggressiva da parte di Milano, Criston davanti Melli, va da Della Valle, triangolazione per servire Bilan che era rimasto in un mismatch con Stefano Tonut. Anche qui molto brava Brescia a trovare l'angolo giusto per mettere dentro una palla precisa nelle mani del croato, passando dall'angolo con Della Valle e alla fine sfruttando il mismatch con i 2 liberi che si è guadagnato Miro Bilan. Guarda, ancora una volta dimostra il sistema che Brescia ha creato, l'attacco, la capacità di giocare insieme, di leggere, non c'è dubbio. Però Milano, devo dire che anche se ti lascia 2 tiri liberi, però non ti fa mai, ti fa fare fatica sempre, perché sei sempre al limite. Anche Tonut non stava accettando il mismatch, devi proprio essere bravo per arrivare lì, guadagnartelo, e invece che un canestro facile, come abbiamo visto anche in contropiede, no? Il recupero di Milano, sì, anche se segni il tiro libero, ma non sei mai un momento in cui ti apri, per così dire, perché anche poi segni e devi fare un extra sforzo difensivo, è dura. Adesso Gabriel in campo al posto di Amedeo Della Valle, alza il quintetto la Germania, aveva giocato alcuni minuti con un quintetto praticamente con 4 esterni più Miro Bilan che deve difendere nel pick and roll. All Melli, scarico di Melli, calma la mano di Ricci, tripla ben costruita ma sbagliata, Messibur fa correre in transizione la Germani, lo rallenta la presenza di Stefano Tonut, poi Bilan porta il blocco, Gabriel ha spazio per prendersi la tripla che non entra, Messibur prende un grandissimo rimbalzo in attacco in mezzo a 2 avversari, poi va da Petruccelli che non può tirare perché c'è un buon close out da parte di Devon Hall. Adesso si avvicina Bilan per giocare il pick and roll, Petruccelli attacca Melli, la butta per aria, sbaglia, finisce per terra. Milano può attaccare in superiorità numerica, 5 contro 4, Melli da Flaccadori che non tira, attacca il recupero di Gabriel e alla fine Brescia con l'uomo in meno non può che finire in una rotazione difensiva svantaggiosa, fallo di Gabriel. Ancora una volta un giocatore di Brescia si sbilancia con l'azione offensiva, finisce per terra come nel caso di Petruccelli e Brescia paga dazio tanto in difesa. Sì, ma è una brutta scelta, come dicevamo, quando arrivi e vuoi provocare un cambio che sai che Milano cambia negli ultimi momenti. Brescia è stata brava a evitarlo sempre, ma quando arrivi e poi c'hai Melli non è proprio il giocatore da attaccare dritto per dritto, perché poi può finire esattamente in quel modo. E dall'altro lato Brescia che aveva fatto le cose giuste, il tiro di Ricci giustamente un buon tiro come hai detto tu, ma è quello su cui Brescia deve rischiare, deve scommettere, perché deve evitare i tiri liberi, deve intasare, deve rischiare che qualcuno sbagli 2 o 3 tiri da fuori per poter poi provare ad andare in contropiede. E quindi anche adesso questi 2 tiri liberi, meglio avere un close out mezzo passo dietro e cercare di contenere che mandare Milano di nuovo lì, perché Brescia comunque era ancora in singola cifra, con questi 2 liberi torna sotto di 11. E ancora sceglie il quintetto con i 4 piccoli adesso per aprire di più il campo, evidentemente coach Magro. Bilan isolato con le spazzature a centro area contro Melli, eccolo che riceve, accenna l'aiuto Flaccadori, virata verso il centro di Bilan che sbaglia il tiro, ribalza in attacco di Criston, tripla di Petruccelli sbagliato, poi Melli che fa un ottimo lavoro nel taglia fuori su Bilan e lo anticipa a rimbalzo. Hall corre in transizione, Della Valle gli tocca il pallone, lo raccoglie Ricci che segue alla grande il compagno che lo spinge del canestro per il 77-64. Gran giocata in transizione di Milano con la palla sporcata, ma Ricci pronto con la giusta attenzione a correggere la canestro. Dall'altra parte Della Valle prova a zittire il pubblico del forum con una delle sue classiche triple per il meno 10 Germani Brescia. Sì, importante per rimanere comunque tra la doppia cifra e poi cercare di scendere, però hai visto che Melli non lo puoi attaccare fuori, non lo puoi attaccare spalle, fa gli aiuti anche per gli altri. Mamma mia.
Hall gioca il pick and roll sulla punta con Melli, Ricci ancora liberato per un'altra tripla, la sbaglia, rimbalzo per CJ Messimur. Brescia a disposizione potenzialmente l'ultimo possesso di questo terzo quarto, visto che è già spento il cronometro dei 24 secondi e chiaramente si comincia dalle mani di Amedeo Della Valle. Bilan finta il blocco, Della Valle si arresta, va da Criston con 3 secondi, si torna da Della Valle che si prende la tripla e ne mette un'altra, 2 bombe consecutive firmate a DV per chiudere per Brescia nel modo migliore il terzo quarto. La Germania si riavvicina e dopo 30 minuti di basket sono 7 punti di svantaggio della squadra di coach Magro. Qua Criston che porta su di sé il raddoppio, libera Della Valle per la tripla, fanno 22 per ADV e Brescia ancora lì a 7 punti di ritardo quando mancano 10 minuti alla fine almeno dei regolamentari di gara 1 delle semifinali. Ci fermiamo fra poco ancora qui al forum per il quarto quarto. Con un terzo quarto da 21 punti segnati contro il 16 di Milano, la Germania Brescia prova a riaprire gara 1 di semifinale. 7 punti di ritardo per la squadra di coach Magro dopo 30 minuti di basket, 77-70. I 6 punti consecutivi firmati da Amedeo Della Valle hanno riacceso la fiammella di speranza per Brescia, ancora lunga chiaramente, e l'Olimpia finora ha fatto vedere il suo lato migliore a livello offensivo, anche se nel terzo quarto è calata. 16 punti segnati dopo i 34 del primo e i 27 del secondo. C'è il campo Cobbins adesso per la Germania da numero 5. Della Valle marca Napier, prova a rimanergli addosso con grande aggressività. Milano va ancora da Melli in punta, alto basso per Voigtman, tutto troppo facile viene da dire, la palla non si abbassa mai e Voigtman la deposita nel canestro. La qualità di esecuzione di Milano, e sul cambio Petruccelli non poteva fare un granché. C'è la stazza di Voigtman, c'è la capacità di passaggio di Melli sull'alto basso. Brescia finora va solo lodata per la forza mentale di essere ancora qui a 3 possessi di distanza contro una Milano che è stata al meglio per larghi tratti, e Brescia ha sempre resistito, stava quasi sull'orlo, no? dell'andare al tappeto, barcollando sotto i colpi di Milano. Invece una grande forza mentale di squadra ed è ancora attaccata e siamo nel quarto quarto. Si iscrive alla partita anche Michael Cobbins, primi 2 per lui. Melli liberato da Flaccadori per la tripla, la manda a bersaglio, l'Olimpia torna sul più 10 con Flaccadori che innesca la tripla di Melli. Qua però torniamo ai tiri che Brescia può anche concedere. Della Valle non riesce a replicare con la tripla, rimbalzo per Shavon Sheets che parte in velocità, Criston da dietro cerca di fermarlo utilizzando anche molto il fisico. Voigtman per Napier, Eurostep per evitare Della Valle, il tiro non rientra ma c'è il fallo del numero 8 di Brescia e i 2 liberi per Shabazz Napier. Qua grande dimostrazione di giocatore da campetto, da campo aperto per il prodotto di Connecticut. Fanno rivedere proprio il contatto preso da Napier su Della Valle. Sì, però qui Napier ha quello spazio, Della Valle era proprio sotto la retina, non poteva fare un granché. Diciamo che il tiro importante è stato quello di Melli, perché appunto Brescia stava rischiando giustamente il tutto per tutto, concedendo qualche tiro ai lunghi. Poi è chiaro che con questa spaziatura di Milano e Voigtman e Melli non sai chi può rollare, chi può segnare da sotto come Voigtman ha fatto il possesso precedente, chi può tirare a 3 punti. Devi prenderti quel rischio, e lì però Melli che
la partita, ha avuto problemi di falli, non è entrato in ritmo, ma poi c'è bisogno, Brescia è ancora lì, attacco, difesa, questo secondo tempo Melli è di nuovo ancora una volta decisivo fino adesso. Eh sì, quando una squadra come Brescia affronta Milano la coperta è sempre corta, tra le 1000 opzioni offensive che l'Olimpia ha a disposizione devi accontentarti di lasciare qualcosa. I tiri di Ricci da fuori e i tiri di Melli da fuori possono essere qualcosa che sulla carta può funzionare con percentuali un po' più basse rispetto al resto, quindi Brescia quelli sa di doverli concedere da un certo punto di vista. Adesso è più 12-7 dopo i 2 liberi segnati da Shabazz Napier. Criston accoppiato proprio al prodotto di Connecticut, si va da Petruccelli liberato dal blocco di Messenburg, tripla sbagliata però è rimbalzo per Nicolo Melli, qua tiro piuttosto affrettato per il numero 11, autore finora di 4 punti in 16 minuti in campo con 3 falli. Napier per Melli, contatto fra Shields e Cobbins, Voigtman prende posizione contro Messenburg, ha un chiaro mismatch, virata verso il fondo, Cobbins aiuta ma lascia libero Melli che allora vola a inchiodare a 2 mani sopra il ferro e poi esulta con il pubblico dell'Uniform Forum. Milano vola sul più 14, time out obbligatorio per colpa di Alessandro Magro. È obbligato perché adesso Milano sta provando a dare la spallata definitiva. Ovviamente l'ultima cosa che vuole Milano è quella di avere comunque una squadra come Brescia a 2-3 possessi vicino agli ultimi minuti, perché poi lì un episodio o una cosa storta può cambiare tutto il corso della partita che Milano ha sempre condotto. E allora ha fatto la spallata adesso e l'ha fatta, come ti dicevo, con questo assetto qua è veramente pazzesco, perché hanno stazza entrambi i 2 lunghi di Milano, entrambi possono colpire da fuori, entrambi sanno passare la palla e poi comunque gli esterni con tutto il talento, puoi scegliere chiunque tra gli esterni di Milano, diventa veramente difficile da coprire. Avete visto l'urlo liberatorio di Nicolo Melli, per il capitano una partita non sempre facile, in parte anche condizionata dai falli. 9 punti in 16 minuti, adesso la tripla e questa schiacciata chiaramente cambiano faccia anche alla sua gara individuale. Qua vediamo proprio la situazione falli, Burnell e Gabriel, 2 giocatori a quota 4, anche questo ha costretto Magro a modificare i suoi quintetti, giocare con quintetti più piccoli per alcuni minuti. Adesso Cobbins con Gabriel, Petruccelli, Della Valle e Messenburg, i 5 scelti dal coach di Brescia, Shields, Voigtman, Melli, Napier, Flaccadori per Milano. Gabriel porta il blocco, Melli ruota su Messenburg che va nell'angolo a cercare Della Valle, messo in ritmo per la tripla, rilascio come al solito rapidissimo, Della Valle non sbaglia sull'ottima palla di Messenburg e porta Brescia sul meno 11. Numericamente Della Valle la differenza l'ha fatta il come, con i suoi punti che diventano 25 con 4 triple su 9 tentativi. Qua deve difendere sul Shields, lo attacca, aiuto di Cobbins, ribaltamento, Napier non controlla, un passaggio sicuramente ricevibile, palla persa, meno 11 il possesso Brescia. La Germania continua a crederci. A Brescia non ci sta a prendere la spallata definitiva che Milano vuol darle, non c'è dubbio. E ancora un ottimo attacco di squadra dopo il time out di Alessandro Magro, e veramente di squadra lavorano e mettono in condizioni Della Valle, che poi ha tutte le qualità e il killer instinct per segnare, per fare partite come queste, e adesso ricevere anche un altro fallo che è importante, perché insomma per Brescia, se Milano arriva al bonus prima magari degli ultimi minuti, insomma può essere una mano perché la difesa sia un po' meno asfissiante. Ancora l'abilità, l'esperienza di Della Valle nell'andare a prendersi i contatti. 4 secondi, Messenburg contro Voigtman, triplicato, ottimo scarico per Gabriel il cui tiro non entra, Petruccelli lotta sotto le planche, saltano anche Cobbins e Voigtman e il palo viene fischiato al lungo tedesco di Milano, fallo del 77 dell'Olimpia. Messina non è assolutamente d'accordo, sono andati in tanti a cercare questo pallone. Secondo gli arbitri Voigtman non ha staccato in verticale, ma evidentemente ha spinto un avversario. Rimessa dal fondo per Della Valle, Messenburg non può tirare, ha davanti Shields, apre il palleggio, arriva Della Valle che ricciola, buona chiusura da parte di Melli, poi Flaccadori riprende Della Valle, lo attacca, palleggio, arresto e tripla! Amedeo Della Valle con questi 3 fate 28 meno 8 Brescia. E questo è un canestro di difficoltà elevatissimo. Qui adesso Milano ha difeso al meglio e lui è riuscito a trovare lo spazio anche ora, ma già il possesso precedente con un buon penetra e scarica Brescia ha avuto un buon tiro. Brescia veramente
tanta fiducia nel sistema che si è costruita in questa stagione e non solo in questa stagione, quello di continuità. Adesso poi Della Valle è veramente on fire, ma c'è ancora una volta la posizione e il mestiere di Melli, che sa che deve fare gli straordinari anche nell'andare ad aiutare contro la punta avversaria. Adesso quello è il problema e lui si fa trovare lì. Qui mestiere contro mestiere, però questa volta il mestiere migliore, quello che l'ha vinto, è quello del capitano di Milano. Forse qui l'adrenalina gioca un brutto scherzo Della Valle, che si sentiva carichissimo in questo momento della partita, ma commette il fallo personale numero 3, 86-78, un fischio chiaramente importante, una grande giocata difensiva di Capitan Melli. Allora è più 8 e possesso Milano. Massenburg contro Flaccadori, Voigtman porta il blocco, poi si apre per ricevere su pick and pop, Tonut la mette per terra, rimane con Massenburg, alto basso ancora Melli. Voigtman deve aiutare subito Petruccelli, liberato come conseguenza Flaccadori, che sbaglia il tiro, ma la difesa si è mossa e questo significa rimbalzo in attacco per Voigtman. Adesso Flaccadori contro Petruccelli con 8 secondi, aiuto forte di Cobbins. Flaccadori chiude il palleggio, va da Melli con 4 secondi, Cobbins salta sulla finta, Melli si prende il tiro ma non lo segna, tocca Petruccelli, salva in campo, la palla a Gabriel, grande recupero di Tonut. Voigtman, ribaltamento, Flaccadori ha tutto il tempo del mondo per puntare il sommerino, tripla bersaglio di Diego Flaccadori, ma direi che un punto e mezzo vanno a Stefano Tonut, che ha fatto un salto incredibile per recuperare la palla sul passaggio d'apertura di Brescia. Anche di più, cioè così le giocate di Tonut vanno al di là, come quella di Tonut vanno al di là del valore dei punti, perché sono trascinanti per i compagni, per il pubblico, sono l'essenza delle cose che ti fanno vincere i playoff. Rimbalzo di Melli, adesso è più 11, palla in mano da 7 nel momento più complicato. Un paio di giocate da campioni di Melli e di Tonut hanno rimesso la gara sul binario favorevole dell'Olimpia. Extra pass di Hall per Voigtman, finta di metterla per terra, tira senza ritmo sopra Gabriel, 2 volte la palla rimbalza sul ferro e c'è ancora un monumentale Niccolò Melli. Altra giocata da campione, questo rimbalzo in attacco, poi l'attacco dell'Olimpia si muove molto lentamente, Messina non gradisce, Melli di fronte a Cobbins, crossover, tiro in step back di Melli che non entra, rimbalzo per CJ Massenburg. Brescia ancora in partita, meno 11, 4:26 da giocare. Della Valle per Gabriel, nell'angolo c'è Petruccelli che attacca sul fondo, lascia lì la palla per Cobbins che prova ad andare su per la schiacciata, subisce il fallo di Devon Hall, che giustamente gli dice: i punti non te li lascio fare schiacciando, te li devi conquistare dalla lunetta. Ah sì, questo ormai è, diciamo, acclarato per la difesa di Milano. Lì dentro c'è finisci dentro una selva oscura e la cosa migliore può essere, se fai un grande attacco come ha fatto ora Brescia, prendere un fallo, però veramente 4 minuti è ancora un vantaggio di sicurezza per Milano, ma Brescia non molla e devo dire Milano ha avuto, come hai giustamente sottolineato tu, 2 o 3 extra giocate che vanno al di là dei meriti tecnici e tattici di Milano, che hanno permesso Brescia di non andare dal meno 8 magari a un meno 6 o a meno 5, andare ai 2 possessi di vantaggio con cui Milano non voleva ritrovarsi alla fine. E quegli extra possessi di Melli, quel recupero di Tonut dopo che Brescia aveva fatto veramente una gran difesa, aveva controllato il rimbalzo con relativa e susseguente tripla di Flaccadori, insomma fanno tutta la differenza che in questo momento c'è, perché altrimenti, sai, forse era un meno 6 o meno 5 adesso. Ed è significativo che in una partita da 61 punti segnati per Milano in un tempo siano servite quelle giocate individuali per creare un break in questo quarto quarto, e non è ancora finita. 4:05 da giocare, gran difesa di Brescia su questo possesso, poi però Napier batte Petruccelli che rimane indietro, spende il fallo, terzo di squadra per la Germania, quarto personale per il numero 11 di Brescia. Alla fine per 20 secondi Brescia ha tenuto, ma le qualità di Napier sono servite a prendersi questo vantaggio, poi il risultato decisivo. Sì, però Brescia in questi ultimi minuti era riuscita molto di più che nel primo tempo a tenere anche un po' la palla sul lato, a rendere meno fluido l'attacco di Milano, chiudendo proprio un lato, invogliando ad andare a livello laterale nella classica cosiddetta difesa a fondo, dove ti spinge sulla linea laterale, e come hai sottolineato tu
giustamente Messina li stava richiamando perché stavano perdendo un po' di fluidità che hanno avuto invece con maggiore efficacia per tutto il primo tempo. E lo dicono anche i numeri, miglioramento della difesa di Brescia, 34 punti primo quarto Milano, poi 27, poi 16, adesso 12, mancano ancora 4 minuti nel quarto, però i numeri riflettono un miglioramento difensivo di Brescia. Poi è chiaro che come aveva tirato Milano all'inizio era difficile proseguire per 40 minuti così, però Brescia ha fatto il suo per abbassare quelle percentuali sicuramente. Sì, anche perché per esempio di questi 12 ci sono i 3 punti derivati dall'extra giocata, all'extra possesso, però proprio a livello di fluidità è diverso quello che Milano ha messo adesso, per merito di Brescia che ha continuato a crederci, ha sempre un po' di più aggiustato e reso efficace e solida la sua difesa. 4-0-4 da giocare, qui vediamo i punteggi individuali, 28 di Della Valle, 21 di Voigtman, mentre sul maxi schermo qui al forum viene inquadrato Dino Meneghin e chiaramente tutti applaudono il grandissimo campione che qui è davvero nella leggenda dell'Olimpia Milano. Napier palleggia con davanti Della Valle, 7 secondi per l'attacco dell'Olimpia, blocco da parte di Mirotic, Hall dentro per Heinz, riapertura Tonut, finta di metterla per terra, si prende la tripla, non la segna ma c'è rimbalzo in attacco di Heinz che poi non riesce a trovare Nicola Mirotic, palla persa a Milano. Qua ancora Heinz aveva fatto l'ennesima grande cosa andando a prendere un rimbalzo in attacco, la sua specialità, ma poi non è riuscito a tenere il pallone in campo e allora è -9 e possesso Germani, 3:43 della fine. Guardate la differenza di rimbalzi in attacco, 13 per l'Olimpia, 4 per la squadra di coach Magro. Criston scambia con Gabriel, punta Napier, grande battaglia fisica fra Gabriel e Mirotic, poi Mirotic cambia, rimane con Criston che sbaglia il jumper, Cobbins in mezzo a 3 avversari, prova a strappare il rimbalzo in attacco, poi la perde però e raccogliere il pallone Stefano Tonut che si affida a Shabazz Napier per questo possesso offensivo, lo prende in consegna Criston che poi in realtà lo lascia subito a Della Valle. Napier vuole l'isolamento contro il numero 8 della Germania, poi serve Mirotic che si prende la tripla dall'angolo, non la segna, rimbalzo Cobbins, Messinburg vorrebbe accelerare, rientra bene però la difesa di Milano, anche se Messinburg ha spazio per attaccare il ferro e poi alza per l'inchiodata di Michael Cobbins. Brescia -7 a 3 minuti dalla fine. Brescia squadra straordinaria perché come hai detto tu dominata sugli extra possessi, sulla stazza, anche su tanta qualità di Milano, eppure è sempre lì, è sempre lì. E ancora altra opportunità di correre sulla palla persa di Napier, Criston preso da Mirotic, arriva Messinburg, finta, non può tirare perché ha davanti Napier, Cobbins porta il blocco, Messinburg gira l'angolo, riesce a creare separazione con Heinz ma sbaglia il layup, l'ultimo tocco di Milano, il possesso rimane a Brescia. Adesso l'Olimpia si sta un po' complicando la vita da sola con qualche palla persa che dà il là alla transizione Germani e allora Messina cambia tutto, 3 sostituzioni dentro Melli, Voigtman e Flaccadori. Eh sì, soprattutto perché questa coppia di lunghi permette una fluidità diversa in attacco dove ha fatto fatica all'ultimo e Della Valle continua ancora, bravo lui. E ti dicevo che la possibilità adesso di avere lunghi intercambiabili che non sai chi prende posizione vicino, chi può rollare, chi può fare pop, crea più spazi a Milano perché adesso deve anche segnare in questi 2 minuti e mezzo qualcosa perché Brescia si avvicina a piccoli passi sempre di più. Punto numero 29 della partita di Amedeo Della Valle, 26esimo libero segnato su 29 tentati dalla Germani Brescia. Per Della Valle si tratta del massimo stagionale, ha superato i 28 che aveva segnato contro Pistoia durante la serie di playoff, -5, 2 soli possessi separano Milano e Brescia, 2:22 dalla fine, gran finale in gara 1 qui all'Unipol Forum, 2 volte Melli blocca su Messinburg, Cobbins ruota su Hall, poi Napier la riceve in punta con 8 secondi, Melli torna fuori per portare un altro blocco, adesso Brescia cambia, Cobbins prende Napier che lo sfida con 3 secondi, tripla in step back sbagliata, rimbalzo Germani, Della Valle vorrebbe accelerare, -5 palle in mano, 2 minuti dalla fine per Brescia, Flaccadori prende il numero 8 della squadra di coach Magro, Criston cambia lato, Gabriel nell'angolo, Messinburg per il -2, tiro cortissimo che non si avvicina neanche al ferro, rimbalzo per Johannes Voigtman, Messina
dà indicazioni a Napier, mentre il prodotto di Connecticut supera in palleggio la metà campo accoppiandosi con Semaj Criston, blocco di Melli, Voigtman per Flaccadori con 8 secondi per andare a tiro, un po' lenta Milano nell'entrare in questo possesso offensivo. Melli blocca per Devon, su cui cambia Cobbins, rimangono solo 2 secondi, deve forzare la tripla Hall, la spaglia ma c'è un rimbalzo in attacco preziosissimo di Jonas Voigtman che regala nuovi 14 secondi all'attacco Olimpia, ne rimangono 7 adesso. Flaccadori in punta, la mette per terra, attacca sul cambio difensivo Gabriel, lo fa saltare con la finta, poi tira, spaglia, Melli, tappi vincente, più 7 e a 7 un po' di ormai. Magia di Niccolò Melli, magia, un momento di massima difficoltà di Milano, perché questo poteva essere il possesso con cui Brescia tornava ad un possesso di distanza e quindi giocarsela poi veramente punto a punto all'ultimo secondo. Quanto pesano gli extra possessi di Milano? Su questo addirittura ultimo attacco sono stati 2 extra possessi di Milano che fanno la differenza. Tra l'altro con un attacco che sembrava molto fermo, non aveva quasi mai creato vantaggi. Qua lo rivediamo, Flaccadori tira, il lavoro di Melli. A proposito di giocate, dei singoli, dei campioni decisive, ne ricordiamo diverse. Coach, il fallo subito da Melli, come sulla Della Valle, la rubata di Tonuti, un paio di rimbalzi in attacco, Voigtman, Melli, insomma alla fine sono sempre i campioni che fanno la differenza in queste partite e questo giocatore sicuramente è un grande campione. Assoluto, è il capitano vero di questa squadra, perché ripeto c'è la qualità, ci sono i contributi di tutti, c'è il sistema, poi per andare avanti devi fare extra giocate, no? Delle cose, una volta in difesa, una volta un aiuto, una volta un rimbalzo, una volta un tap-in, una volta un passaggio sull'alto basso, ed è veramente qualcosa di straordinario. Un onore a Brescia che ha fatto cose altrettanto straordinarie, perché non ci dimentichiamo che ha avuto la tripla del -2 quando mancava poco meno di 2 minuti, e poi c'è stato questo prolungato possesso di Milano che adesso ha portato a 1 minuto e 10 e ad avere ancora i 3 possessi. Ultimi 63 secondi di partita, blocca Cobbins per Della Valle, Melli cambia, 10 secondi per attaccare per la Germania, penetrazione di Della Valle, canestro, più fallo subito. Brescia non molla, non abbassa la guardia fino alla fine, si è buttato dentro con coraggio, con decisione Della Valle, ha subito il contatto duro di Tonut, è rimasto comunque concentrato, è riuscito comunque a segnare e avrà anche il libero aggiuntivo. No, ma lui lì ha veramente il killer instinct, è stato bravo perché ha avuto il coraggio di attaccare anche Melli. Melli ha come sempre tenuto, evitato il suo tiro fuori, il suo leggero resto del tiro, poi lo stava indirizzando verso gli aiuti, ma gli aiuti sono arrivati tardi ed ecco che riescono di nuovo i 3 punti e di nuovo 4 punti soltanto tra le due squadre. 33 per Della Valle, -1 rispetto al massimo in carriera stabilito nel 2021 contro la Nutribullet Treviso. Fallo di Massenburg su Flaccadori, quarto di squadra per la Germania Brescia, ancora niente tiri liberi per Milano. Questo è il secondo personale per il numero 5, questo è un fallo che la Germania poteva spendere. Adesso però chiaramente altri falli significheranno mandare in lunetta i giocatori dell'Olimpia. Palleggia Napier contro Semaj Criston, subito cambia Brescia, Gabriel prende Napier, crossover, tentativo di penetrazione, Gabriel tiene, palla per Melli, tiro da 2 punti, solo Retina, ancora il capitano, è lui il protagonista di questo quarto, si è preso il palcoscenico, se lo vuole tenere fino alla fine e sta trascinando la sua squadra alla vittoria. Guarda, ha fatto tutto e di più di quello che c'era da fare per vincere questa partita, tutto e di più, e la forza mentale straordinaria di Melli è che quando anche all'inizio non era in ritmo partita perché i falli, perché la squadra è riuscita ad andare avanti e non c'era quasi bisogno di rischiare i suoi falli, poi e quindi non è semplice, no? Inizia una serie, inizia una semifinale scudetto, poi quando entra in qualunque momento della partita ci sia bisogno fa 1000 cose diverse che servono alla squadra per vincere. Quello che la partita gli dà è quello che lui va a prendere o va a leggere. Gli arbitri stanno verificando se il tiro di Melli era da 2 oppure da 3 punti. Sul campo è stato determinato tiro da 2 punti
vediamo se ci sono gli estremi per farlo diventare una tripla. L'impressione è che si rimanga con i 2 punti, e infatti è così. 93-87 il punteggio, 36 secondi da giocare, 2 possessi pieni separano la Germania Brescia e l'Olimpia Milano. Che partita per Nicolò Melli. I numeri che dicono 13 punti in 22 minuti raccontano soltanto in parte la storia dell'importanza delle sue giocate. Poi ci sono anche 5 rimbalzi e 2 assist, ma ripetiamo, l'impatto che ha avuto in questo finale di gara non è misurabile. Semplicemente parlando di numeri, differenza di 8 secondi tra 2 cronometri. Palleggia Della Valle che deve prendersi la tripla, non la segna, salta Melli che la tocca, Flaccadori la perde, la riprende Christian, poi Tonuta anticipa la palla diretta a CJ Massenburg. 12 secondi adesso per la rimessa di Brescia con la palla che è terminata fuori. 23.8 da giocare nel quarto periodo. Chiaramente serviranno punti rapidi alla Germania e poi probabilmente un fallo, visto che siamo nella parte finale del match. Vediamo la rimessa di Massenburg, chiaramente osservato speciale Della Valle, preso in consegna da Devon Hall, mentre Tonut segue sui tagli Massenburg. Eddie Cristo la rimessa, si va da Gabriel che tira da 3 punti, non segna ma subisce il fallo di Johannes Voigtmann. Avrà 3 liberi a disposizione. Voigtmann ha giocato una partita straordinaria, qua però commette un'ingenuità piuttosto grave, perché questo tiro può anche entrare, ma regalare 3 liberi a un tiratore da 3 punti, peraltro in fade away in questo momento della partita, non è una giocata particolarmente brillante. Sì, non devi mettere l'arbitro in condizioni di fischiare quel fallo, non puoi rischiare di essere un po' fuori equilibrio, perché tra l'altro Milano aveva lavorato bene anticipando sui cambi Amedeo Della Valle proprio con Nicolò Melli, e quindi c'era un accoppiamento sufficiente per disturbare un tiro di quoziente di difficoltà enorme, e adesso i tiri liberi no. Resta il fatto che i tiri liberi li devi segnare e che Milano potrebbe arrivare in fondo, quindi Brescia è poi costretta comunque a spendere un fallo. Kenny Gabriel segna il secondo libero su 3 tentativi della sua partita, ne aveva segnato 1 su 2 in tutta la serie con Pistoia. In campionato regular season aveva tirato i liberi con il 76%, nativo di Charlotte. Il secondo entra con l'aiuto del ferro, vediamo se mette anche il terzo, significherebbe portare la Germania a un solo possesso di ritardo a 23 secondi dalla fine. Terzo libero chiaramente importantissimo per il classe 1989, corto, a rimbalzo, la tocca Barnella, prende Gabriel e allora Gabriel può tirare da 3 punti, sbaglia Gabriel, tap out, salvataggio in campo ancora di Gabriel, Napier lancia Flaccadori che la prende, Della Valle prova a strapparla ma la palla è di Diego Flaccadori. Alla fine Kenny Gabriel è costretto a commettere fallo per fermare il cronometro, chiedeva la palla 2 e invece no, gli arbitri chiamano fallo. Gabriel credo fosse convinto di essere riuscito a prendere il pallone e crearsi la palla 2, ma ha chiaramente abbracciato, colpito l'avversario e allora sarà fallo ai liberi per Milano. Sì, però Brescia è stata veramente straordinaria anche nel provare quell'ultimo tiro che rischiava veramente dopo il rimbalzo offensivo del tiro libero, di portarla a -1. Allora sì che avrebbe voluto anche provare a spendere un fallo e a rigiocarsela fino in fondo. Abbiamo visto fino adesso ancora una gran partita. Quinto fallo di Kenny Gabriel, che continua a non essere d'accordo con la chiamata arbitrale. Peraltro la freccia diceva Brescia, quindi per questo che la Germania è così arrabbiata, perché chiaramente una palla 2 avrebbe significato dare il possesso alla Germania. Guardate Mauro Ferrari che si alza anche lui decisamente arrabbiato per questa chiamata arbitrale. 2 liberi per Diego Flaccadori. Diciamo che comunque Brescia avrebbe avuto il possesso sul -4, quindi con 2 possessi di svantaggio non sarebbe stato poi così facile. No, l'opportunità reale era su quell'ultimo eventuale tiro a 3 punti o rimbalzo del tiro libero, perché lì -1 potevi anche speculare, provare a fare un fallo e ci sarebbe stato il tempo per un ulteriore tiro. Secondo libero a bersaglio per Diego Flaccadori, +6 e 7 Empori Olmani, 8 secondi da giocare. Adesso chiaramente per la squadra di coach Magro serve un miracolo, una tripla rapidissima e poi o un fallo o recuperare palla immediatamente. Poi
altrimenti sarà primo punto per Milano. Poi coach faremo le analisi, però direi che Brescia comunque vada, esce a testa altissima da questa gara 1, perché dopo un primo quarto e un primo tempo con percentuali altissime di Milano è rimasta con la testa in partita, l'ha portata fino alla fine e ha costretto l'Olimpia a vincerla con giocate individuali dei suoi campioni, Niccolò Melli su tutti sicuramente. Livello altissimo di Brescia stasera, la frustrazione che Brescia ha e sembra abbia avuto in questi secondi, perché una partita così però non è riuscita poi a mettere quasi mai la testa avanti, merito veramente di Milano, che è stata prima presente con grande qualità di gioco e poi comunque in una serata dove non ha avuto il contributo solito né da Meredith né da Shields, poi l'ha dovuta risolvere con giocate che però sono state di mentalità, di desiderio, di voglia, e quindi se metti Milano con le qualità tecniche, la rotazione, anche questo spirito, diventa molto difficile. E Brescia sa che tra 48 ore per esempio dovrà trovare anche molte altre alternative, perché Della Valle oggi ha fatto una partita che non è facilissimo ripetere ogni 48 ore. Lui ha grandi qualità, però insomma deve trovare una ridistribuzione importante anche da altri protagonisti, però ripeto, Brescia ha dimostrato tutto quello che ci aveva fatto vedere durante l'anno. 33 per Della Valle, uno meno del suo massimo in carriera in Italia, sbaglia Petruccelli, jumper, rimbalzo in attacco di Massenburg, finisce con la palla nelle mani del capitano Niccolò Melli. Gara 1 è di Milano, 95-89 a favore delle assette Emporio Armani, ma è stata una grandissima battaglia e Brescia venderà carissima la pelle anche nel resto della serie, una serie che continua fra 2 giorni sempre qui all'Unipol Forum per gara 2 in programma sempre alle 20:45. Ettore Messina può tirare un sospiro di sollievo perché l'Olimpia porta a casa una partita che era cominciata alla grande e poi ha visto però il rientro di Brescia. Alla fine, se guardiamo i numeri, il top scorer rimane Jonas Voigtmann, dominante nel primo tempo, poi chiaramente meno efficace nel secondo e chiude con 21 punti, però le giocate più importanti le ha messe a segno per buona parte Capitan Melli, 13 punti, 8 rimbalzi, 5 su 12 dal campo e tante piccole, ma non tante piccole cose che hanno deciso la partita nel quarto. Hai ragione su tutta la linea, mio personale MVP senza alcun dubbio Niccolò Melli, per le tante cose che ha fatto per vincerla. Altra partita di spessore assoluto da parte di Tonut, perché non solo anche i punti che ha segnato dando l'idea di inizio partita straordinaria, ma anche lui tante extra giocate di recupero, di difesa, di tutto quanto. Poi Voigtmann comunque quello che ha permesso di prendere quel vantaggio assoluto subito e che Milano ha tenuto sempre. Sentiamo Jonas Voigtmann. Jonas, can you describe these last minutes of the quarter when Brescia tried to come back, this last place? How did you approach that to try to win? Well, I mean, we know that they're a very strong team, and they gave us a lot of fights over the last years, and we respect them a lot. And today they showed that they were not easy to play. Della Valle had a great game, was making shots all over the place, and we're very glad to take home the first victory, and we're very happy with that, and now we look forward to game 2. Thank you so much. Vediamo l'ora di tornare in campo per gara 2. Sì, insomma non è stato facile, effettivamente Brescia aveva creato problema a Milano, ricordiamo l'anno scorso la sconfitta di Coppa Italia, la vittoria di quest'anno della Germania in casa, quella dell'anno scorso sempre sul parquet amico, una grande prova anche mentale di Brescia nel rimanere in partita nonostante le 1000 difficoltà, poi però alla fine le qualità di Milano vengono fuori, le tante alternative che ha questa squadra, l'abbiamo detto, ha fatto un primo tempo pazzesco da 61 punti senza coinvolgere per nulla le sue primissime punte scelte Mirotic. Sì, infatti è impressionante la partita di stasera, in una semifinale, i 95 punti segnati senza appunto i suoi 2 giocatori di qualità offensive più spiccate. Impressionante, pensiamo alle possibilità che Milano ha e che può mettere in campo, una Milano che però direi ancora una volta secondo me dimostra che la sua qualità di gioco, di roster, di distribuzione che sta raggiungendo adesso è tale che può coprire qualsiasi tipo di assenza. L'unico giocatore, mi permetto di dire, che è abbastanza imprescindibile per Milano è proprio Niccolò Melli, perché poi
sia a livello di spaziatura in attacco, di equilibrio difensivo, di equilibrio sui lati del campo. Lui è veramente il giocatore di cui Milano difficilmente può fare a meno, e Brescia, hai ragione tu, la forza mentale che dimostra anche la continuità di lavoro che c'è stata nello staff tecnico, che porta a molti di questi giocatori a trovarsi a memoria anche nel momento delle difficoltà e a migliorarsi di volta in volta, adeguarsi a un livello che è sempre più alto e riuscire a rispondere e a elevare il livello delle sue prestazioni. Quindi complimenti a tutte e due le squadre. Noi intanto stiamo cominciando a rivedere quelle che sono state le migliori azioni di una grande serata di basket qui all'Unipol Forum. Alla fine l'Olimpia manda 6 giocatori in doppia cifra, guidati dai 21 di Voigtman, 13 per Melli, come dicevi tu, unico insostituibile perché non ne ha altri che fanno tutte le cose che fa lui nel suo roster. Milano 13 punti Melli, 12 Tonut, 11 Flaccadori, 10 a testa per Devon Hall e per Kyle Hines. Dall'altra parte 33 di un monumentale della Valle con 5 su 11 da 3, 12 su 12 liberi non sono bastati, 12 di Massenburg, 11 di Milan, 11 di Kenny Gabriel, tanta differenza anche a rimbalzo, 15 rimbalzi in attacco a 8, alla fine si sente perché significa extra possessi in più, alcuni nei momenti più importanti della partita. Milano ha preso quei 2, 3, 4 rimbalzi offensivi che veramente hanno dato nuova linfa in momenti complicati del match. È soltanto il primo atto, coach, di questa serie. Domani intanto ci si sposta ancora a Bologna perché va in scena alle 20:45 gara 2 della serie fra Segafredo Bologna e Umana Venezia. Vi ricordo domani alle 21 anche l'attesissima finale di Eurolega fra Real Madrid e Panathinaikos, mentre lunedì sarà di nuovo la volta di questa semifinale qui al Forum. 20:45 gara 2 fra Milano e Brescia. Tutti i playoff di LBA Unipol 6 e anche le Final Four di Eurolega su DAZN. Abbiamo appena cominciato, coach, aspettano delle semifinali. Se queste prime 2 partite sono un'indicazione veramente molto interessanti, anche credo abbastanza lunghe. Io non so quanto meno saranno lunghe perché le partite sono equilibrate e può succedere veramente di tutto, ma sicuramente saranno delle gran belle partite perché stiamo vedendo tante cose di squadre che sono pronte, che hanno identità, che hanno adesso fiducia, che giocano veramente insieme. È uno spettacolo e come hai detto tu, dai, bello. Diciamo che questi giorni tra le qualità delle nostre semifinali, la finale d'Eurolega ci divertiamo. Meno male che su DAZN ne vediamo una e poi dopo possiamo metterci a rivedere anche l'altra che resta lì. Grazie coach, appuntamento con te a domani per gara 2 di Bologna contro Venezia. È tutto dall'Unipol Forum sul tabellone che dice 1-0 Bologna, adesso 1-0 anche Milano. È tutto, grazie, un saluto da parte di Matteo Gandini. Buonasera a tutti, a presto.